Che sia solare o legale non importa, a noi interessa solo che arrivi quell'ora, magari facciamo dure del volley in rosa la domenica pomeriggio, quella dell'80ª stagione della Serie A femminile Ticotà, quella della Golden Age che entra sempre più nel vivo dei suoi playoff. Dal Pala Fenera di Chieri, gara 2 della seconda fase dei playoff challenge, Reale Mutua Fenera Chieri 76 contro Bartoncini MC Restauri Perugia. Bentrovati da Gabriele Giovine e da Matteo Caudana. Matteo, subito entriamo già con le squadre che si presentano in campo sotto gli applausi del Palafenera e le note dell'inno della Lega Pallavolo Serie A femminile, per chiederti subito come affronta Chieri questa partita, come deve rispondere Perugia dall'altra parte. È una sfida che sulla carta è tutta a favore delle biancoblù di Chieri, che arrivano forti del 3-0 del Palabarton Energy di Perugia, risultato abbastanza perentorio per le ragazze di Coach Bregoli, che vogliono portarsi a casa anche questa gara 2, questa gara di ritorno, e andarsi a giocare l'accesso alla Challenge Cup del prossimo anno. Sarebbe storico, perché sarebbe il quarto anno consecutivo per Chieri in una Coppa Europea, quindi non vogliono fallire quest'ultimo obiettivo stagionale, che è rimasto anche l'unico. Perugia invece ha fatto un'ottima stagione, si è salvata anche con anticipo, si è regalata anche questa gara diciamo secondo turno dei playoff di Challenge dopo la vittoria con Cuneo, quindi è andata secondo me anche oltre quelle che potevano essere le aspettative. Sicuramente non era una squadra da zona playoff, però l'obiettivo è stato raggiunto, la salvezza è stata abbastanza tranquilla e Perugia si giocherà ancora la Serie A1 anche per la prossima stagione. Intanto presentiamo anche gli arbitri di questa partita. Il primo arbitro è il signor Angelo Santoro di Varese, il secondo fischietto è quello del signor Michele Marconi di Pavia. L'obiettivo, 2 set da portare a casa per quanto riguarda le padroni di casa, forti del 3-0 all'andata. Le regole sono quelle a cui ci hanno abituato le coppe europee, quindi bastano i 2 set per passare il turno. Ovviamente le avversarie devono vincere oppure trascinare la sfida al Golden Set. Le avversarie che si presentano in campo con il numero 2 la schiacciatrice Gaia Traballi, il numero 8 al palleggio Irene Maria Ricci, il numero 11 Benedetta Bartolini come centrale, il numero 14 Anastasia Cekulev, l'altra centrale della formazione umbra, il numero qui siamo coperti adesso dagli abbracci, ovviamente il capitano con numero 5 il libero Imma Sirressi, numero 15 Annette Nemet per quanto riguarda, e poi chiude ovviamente Adelina Ungureano, la rumena schiacciatrice. Dalle padrone di casa si parte ovviamente col martello statunitense, il numero 6 Avery Skinner, il numero 9 Sara Alberti, qui ovviamente le centrali sono sempre costrette e forzate, la regia dell'olandese, il numero 10 Sara Van Halen, accanto a lei la sua compagna nazionale, la schiacciatrice Anne Bausch, in diagonale come sempre l'opposto Lucy Cichel con numero 13 e ovviamente l'avevamo detto l'altra centrale non può che essere con numero 17 Anna Gray, il capitano anche in questo caso Ilaria Spirito, numero 5 maglia diversa. La domanda di rito come sempre Matteo, per Bregoli e per coach Jovic si poteva aspettare scelte diverse o meno? No, dalle parti di Chieri nessuna novità, ormai questa è la formazione scelta da coach Bregoli da un po' di tempo a questa parte, e il sestetto titolare ovviamente più Capitan Spirito da libero, mentre Perugia si presenta al gran completo. C'era solo il dubbio tra la numero 11 Bartolini al centro e la numero 1 Gricca, scelta l'italiana anche per ragioni, come dicevamo prima, ne parlavamo Gabriele, per ragioni di italiane in campo. C'è lei con il numero 11 al centro e Gaia Traballi in posto 4 a schiacciare, quindi si parte forte con Nemet opposta e Ungureanu in posto 4. Sono sicuramente loro le bocche da fuoco più importanti per Perugia, che però non schiera Capitan Sirressi da libero, ma c'è la numero 10 Recchia. Infatti stavo per correggermi, ma era sommersa in quell'abbraccio. Ovviamente i liberi con i loro 160 e qualche centimetro spariscono subito, era stata fagocitata dalle compagne. Tutto è pronto, mettetevi comodi per questa playoff di challenge con Chieri Perugia, primo servizio proprio per le padrone di casa. Sara Van Halen dai 9 metri, molto profondo, si abbassa Adelina Ungureano, si parte subito nel peggiore dei modi per quanto riguarda i manuali e gli approcci mentali alle partite, con un errore al servizio. Sono stati importanti anche nella gara di andata, perché sono stati 8-7 gli errori al servizio commessi di più da Perugia, ma hanno fatto la differenza gli 8 ace messi a segno da Chieri.
Ricostruisce Vanale il bugger dall'altra parte per Skin, la copertura, però già dall'altra parte possibilità dunque per Chieri che sfuma con questa erroraccio da penna rossa, forse anche da evidenziatore di Usigi Kell, che restituisce l'opportunità e il rigore, e Perugia non la sbaglia per il 2-0 subito. Sì, molto attenta Cekulev in mezzo, è riuscita a arpionare questo pallone, quasi una schiacciata cestistica questa. Bartolini prosegue dunque a servizio per Bartoccini. Van Halen, il primo tempo giocato con Gray, la copertura può ricostruire, allora Ricci si affida a un Gureanu che gioca sul mani out, la mano più esterna di Gichella, colpevole. 3-0, subito parte forte Perugia, e adesso il coach Bregoli secondo me ci sta pensando a mettere mano subito a un time out, perché le sue ragazze sono entrate in campo sicuramente non con la concentrazione giusta. Prosegue Bartolini. Bausch, la ricezione, Van Halen dietro, opziona con la parallela molto interna, si redime in qualche modo dalla toccata precedente. Lucigi Kell rompe il ghiaccio anche Chieri col primo punto, e allora forse un attimo tenuto in stand by il time out. Chieri non deve pensare di essere già passata, di essere già in finale di questi playoff challenge, ma è tutta una partita da giocare e la pallavolo non è finita finché l'ultimo pallone non cade. Skinner, poi Ricci per Gureanu, la palla che si impenna, la copertura del muro di Ilaria Spirito, poi Bausch, diagonale molto stretta, coperta da Recchia, dall'altra parte ancora un Gureanu, il muro, ricostruisce ancora una volta Ricci, questa volta va dietro da Nemeth, palla mandata dall'altra parte nel secondo tocco di Gray dopo il muro, che però arriva sulla parte viola del Taraflex. Un po' frettolosa qui Anna Gray a voler rimandare questo pallone nel campo avversario, e poteva forse ragionarci un po' meglio, ma c'è anche la foga del momento e la voglia di fare punti e non lasciar scappare Perugia. Nemeth per il servizio, corre, fa gli straordinari di corsa, Van Halen rende la giocabile, il mani out, questa volta se lo giudica Anne Bausch per rimanere sempre lì, -2. Sì, bisogna rimanere lì, non bisogna lasciar andare via le Black Angels, che vogliono concludere bene questa stagione e anche farsi un po' vedere, perché ci sono già voci di mercato e temi di mercato in corso, anche se la stagione non è ancora finita. Gray per il servizio di Chieri, Recchia per la ricezione, poi Ricci affonda la pass ma trova il muro, questa volta porta la firma dell'altra centrale Sara Alberti per il -1 allora della padrona di casa. Molto bene lo scivolamento in questo caso del muro di Alberti verso la zona di posto 4 per chiudere la diagonale. Si posiziona bene e non si passa da quel lato. Sempre a cercare, riesce a mettere anche un po' in difficoltà Recchia, Bagherone dall'altra parte, c'era arrivato il muro su un Gureanu, l'unica possibilità per Perugia, e però un mani fuori giocato nuovamente molto bene da parte della rumena. Chieri rimane lì a -2 e un Gureanu si prende questo money out e fa vedere le sue doti, le sue qualità. Ex Cuneo, Busto e Pinerolo adesso anche al servizio, al salto, sfiora il naso superiore della rete, c'è però Spirito, il primo tempo al centro, il buco in zona 6, lo sfrutta e lo cecchina Sara Alberti. Sono state fondamentali Anna Gray e Sara Alberti nel match d'andata, 12 punti a testa, non sono state elette MVP nonostante comunque abbiano portato davvero tanti punti a Chieri, ma hanno giocato benissimo. Qua l'erroraccio di Recchia che dimostra comunque il motivo per cui è libero 2 e non è la libero titolare di Perugia. E qui il servizio vincente, quello che serviva a Chieri per ritrovare la parità, dunque 5-5 in avvio di set e di match. Ancora la francese, forza sempre su Recchia, prova a mettere in difficoltà Nocchino dall'altra parte per Ricci, ricostruisce Van Halen, affida ancora una volta alla sua centrale, on fire in questo momento Sara Alberti, che trova anche il campo nel suo attacco e porta Chieri avanti di una lunghezza. Ottimo break questo di Chieri, 3 punti consecutivi che pareggiano i 3 punti in avvio di Perugia. Molto bene in questo caso la formazione di Bregoli. Gichel, secondo l'ora al servizio della propria formazione. Gichel prosegue nella sua statistica negativa, che la vede essere una delle più fallose in questo fondamentale di tutta la serie A1. Nonostante abbia cambiato anche modo di battere, non ha cambiato invece le sue statistiche dai 9 metri. Ceveskin su Cekulev da seconda linea, opzionata Gichel che si trova Benedetta Bartolini sulla propria strada. Muro a 1, super efficace, di nuovo +1, di nuovo avanti Perugia.
Qua si prende anche una stampata di quelle che fanno male al morale. Vedremo se riuscirà a riprendersi la giocatrice francese. Ancora c'è Kulev più profondo in questo caso, sempre a cercare Skinner, da seconda linea arriva ma solo con un pallonetto. Gichel ricostruisce un Gureanu per Nemeth, la copertura di Ilaria Spirito, poi Van Halen, la francese, c'era arrivato il muro, c'era stato anche un tentativo di difesa pancake, poi alla fine la palla cade a terra, il punto di Chieri, quello che serviva per rimettere tutto in parità ancora una volta. Se te pare un bel avvio di questo primo set, le due formazioni non mollano e vogliono assolutamente far vedere quello di cui sono capaci, soprattutto Perugia vuole uscire di scena, se deve uscire di scena, in grande stile. Da seconda linea di gran carriera Anett Nemeth, l'ungherese, tra l'altro come al solito siamo già nella fase dei rumor di corridoio, perché prossima stagione due giocatrici Perugia potrebbero passare sotto la rete e andare dall'altra parte, Nemeth e Cekulev tra l'altro. Ricci per il servizio, Bausch non tiene bene, nell'1-1 ha in qualche modo la meglio Perugia, anche se Chieri riesce a ricostruire con Skinner, e qui palla a disposizione di Perugia che pasticcia un po' con una scarsa intesa di Bartocci. Ricci, poi il tocco di Recchia, a lei ricostruire per Anett Nemeth, mette a terra la diagonale, non arriva la francese anche se la palla era vicina ai propri piedi. Ottimo colpo di Nemeth che fa vedere tutte le sue qualità, tutte le sue doti, non per niente è la seconda miglior top scorer di questo campionato dietro un mostro sacro come Antropova, quindi ne ha ben donde. Qui si fa fregare un po' dal nastro Irene Maria Ricci nel suo di servizio, perché gliel'ha deviato completamente fuori. Allora Chieri ritrova uno dei due punti che aveva di svantaggio, era tornata a dover inseguire dopo quelle due azioni lunghe e combattute ma conquistate sempre da Perugia. Tanto Sara Alberti pronta a cercare ancora una volta il libero di Perugia, e qui Travalli lascia andare il braccio, parallela interna, Gichel di nuovo non riesce a tenere vivo il pallone. Molto brava Gaia Traballi col numero 2, classe 97, la seconda stagione a Perugia. Ottimi numeri anche per lei, 185 punti, niente male col 38% in attacco. Adesso anche al servizio. Bausch sulla ricezione, dall'altra parte per Skinner, credo che sia vincente, sì, che si era fuori ma è stato toccato, credo come ultimo tocco proprio da Recchia. Ancora a inseguire, sempre -1 adesso Chieri. Ottima diagonale della statunitense, la vicecampionessa olimpica, qua si è messa in proprio e ha messo giù questo bel punto. Servizio di Van Halen, Recchia, poi Ricci per il pallonetto coperto da Ilaria Spirito, Gray per Avery Skinner, attacco vincente in diagonale, anche se Giovi con uno sguardo adesso un po' beffardo guarda il secondo arbitro, signor Marconi, aveva provato a dire che era out, poi però si è dovuto in qualche modo redimere nella sua affermazione. La palla era assolutamente in per la parità, 10-10, 10 come il numero di Van Halen al servizio. Travalli un po' abbondante la ricezione a fil di rete, pasticcia un po' e poi però viene dato l'invasione aerea da parte del muro di Chieri e dunque punto di Perugia che ritrova subito il +1 così. Sì, qua Chieri si è di nuovo fatta prendere dalla foga del momento, di nuovo Anna Gray ha messo le mani dall'altra parte abbastanza nettamente proprio sotto gli occhi dell'arbitro, quindi inevitabile chiamare l'invasione. Spirito, Van Halen ingaggia Gray, la copertura del muro di Nemeth, poi Ricci per un Gureanu dall'altra parte, arriva la copertura di Bausch in difesa, si opziona Gichel e questa volta le mani del muro deviano la traiettoria, impossibile tenere vivo il pallone. 11 pari, si lotta davvero punto a punto. Brava Lucille, ma molto brava Van Halen a fintare fino all'ultimo la palla in posto 4, poi l'alzata dietro per la francese che ne approfitta, il muro non si unisce bene, la palla passa in mezzo. Skinner pizzicata alla linea bianca, fondo campo c'è Leis per la formazione di casa, ma vuole andare a vedere col video check coach Giovi, e allora dunque turno di Michele Schirru, il video checchista di questa partita, per andare a vedere con altissima tecnologia la telecamera di fondo campo. Mi sembrava abbastanza, anche un Gureanu che era in zona sembrava abbastanza convinta che la palla potesse essere in effetti la sensazione era stata quella
pizzica esattamente la riga bianca. Perde un video check dunque la formazione ospite e viene confermato quella che era stata la sensazione originaria. Chieri conduce 12-11 in questo primo set di gara 2. Con il servizio di Avery Skinner si può dunque riprendere il gioco. Tocca il nastro, pancake tenuto vivo, rispedito ovviamente dall'altra parte senza poter attaccare per Perugia. Attacca tutto braccio Bausch, la copertura di Chieri che con una carambola rimette palla dall'altra parte. La chance adesso di Ricci, Ungreanu, il pallonetto, la copertura tenuta viva da Travalli, e questo ce lo segniamo perché diventa già subito un scambio interessante con poche chance di un buon gioco e di una buona ricostruzione dall'una e dall'altra parte, ma alla fine si sono salvati. Ovviamente sul 13-11 di Chieri interviene coach Giovi per il primo time out a sua disposizione. Sì, bellissimo scambio, ma non fatelo vedere alla scuola di pallavolo perché davvero qua ne abbiamo viste di cotte e di crude da una parte e dall'altra. Alla fine l'ha avuta vinta la squadra che ci ha creduto di più fino all'ultimo, con Anna Gray che stavolta, scusate, Lucie Giguel che stavolta è riuscita a mandare il pallone dall'altra parte. Perugia ha lottato con le unghie e con i denti fino all'ultimo, ma non è stata tanto fortunata. Una difese eccezionali da una parte e dall'altra, free ball concesse ma non sfruttate dall'una e dall'altra squadra, e quindi si torna in campo con Chieri sul +2, massimo vantaggio in questo primo set per le bianco-blu di coach Bregoli. E si riprende dal servizio della statunitense Avery Skinner, che evidentemente sta facendo il suo compito dai 9 metri, mette in difficoltà in questo caso Unguriano in ricezione, poi il primo tempo di Cekulev, subito a segno. Ottima questa ricezione di Unguriano a fil di rete, quasi abbondante ma precisa alla fine sulla testa di Ricci, che non può far altro che appoggiare il pallone lì per Cekulev, che entra velocissima e mette giù il primo tempo. Nemeth abbondante, il primo errore a servizio da segnare per Perugia, che sin qui a metà del primo set era riuscito a contenere, anzi a mettere anche un po' in difficoltà ogni tanto dai 9 metri. Rotazione che porta Lara Lemuto a finire anche il 76 al servizio con il numero 17 Anna Gray. Si vocifera insieme a lei Ilaria Spirito, una delle conferme della prossima stagione, capitano e vice capitano. Ci ha provato Ricci a mettersi in proprio, la copertura di Skinner. Bausch si difende più che difendere il pallone in qualche modo Annette Nemeth, pasticciaccio, palla a fondo campo e il vantaggio di Chieri inizia ad allungarsi ulteriormente. +3 adesso sullo score. Brava Anne Bausch, ma un po' lenta Chieri a rendersi conto di questa giocata di seconda di Ricci, che era abbastanza leggibile, non oppone nessuna resistenza al muro. Dietro per la pipe per quanto riguarda Nemeth, che subito si riprende e riprende anche il cambio palla, oltre che un punto importante per Perugia per rimanere lì attaccata alle padroni di casa. Si prende la scena perché è stata una pipe bellissima e che ha controllato molto bene con il polso, mandandola in diagonale, mentre Ungurianu manda in rete il pallone. Ed è il terzo errore al servizio. Hanno sbagliato Ungurianu, Ricci e Nemeth. +3 che non mette al sicuro sicuramente le padroni di casa. Gichel teso su Recchia e poi qui la copertura di Spirito. Bausch a tutto braccio, bisogna andare a coprire la palla. Gichel fuori dai giochi allora per l'attacco, la copertura di Nemeth, poi Recchia. Unguriano può solo buttare la palla dall'altra parte, altra chance sprecata per Perugia. Bausch invece vuole rimanere nella partita assolutamente dopo l'alzata della sua compagna di nazionale in tutti i sensi. E poi qui sul 17-13 il +4 di Chieri, coach Giovi deve esaurire il suo secondo timeout discrezionale. Ci sta tutto perché Chieri adesso ha messo la quinta, ha ingranato la marcia lunga e ha deciso di premere forte il piede sull'acceleratore, non fa più cadere un pallone nella sua metà campo, riesce a rigiocare, quindi sta diventando fondamentale il muro difesa e la rigiocata da parte delle ragazze di coach Bregoli, mentre resiste in qualche modo Perugia, prova con le sue bocche da fuoco migliori Ungurianu e Nemeth a mettere in difficoltà Spirito e compagne, però al momento Chieri riesce a prevalere
e ha preso anche un buon margine nel momento nevralgico della partita. Gichel per il servizio della Reale Mutua Fenera Chieri 76, fa proseguire la palla a Ricci dopo quella ricezione abbondante di Ungureanu, e poi si guardano negli occhi le due giocatrici di Perugia su questo attacco di gran carriera. Un altro punto per Chieri. E di nuovo un break di 3 per le ragazze di Coach Bregoli, time out che non ha sortito effetti, con Ricci che ha anche rischiato un pochino su quel pallone prolungato nel campo di Chieri, ha rischiato un po' l'invasione. Qua però Gichel spara sulla rete, un altro servizio. E arriva il terzo errore a servizio anche per Chieri, dunque, che pareggia da questo punto di vista. Intanto Anastasia Cekulev dai 9 metri per il servizio Gianflot, riceve Skin, poi Van Halen dietro per la pass di Sara Alberti. Non bellissima ma efficace. Alberti cecchina bene le mani del muro e non si posiziona bene. A volte addirittura a muro è meglio saltare un po' di meno che saltare troppo e andare a toccare questo pallone coi polpastrelli. Bausch profondo, c'è Recchia, poi Ricci da seconda linea per Nemeth, la copertura di Ilaria Spirito che aveva capito qual era la possibilità di Perugia. Copre Recchia sulla diagonale di Skinner, Traballi, la copertura di Spirito da un libero all'altro libero, stanno facendo gli straordinari, e poi alla fine, più che di forza, di esperienza e di sapienza, Avery Skinner va a trovare lo spazio libero nel centro del Taraflex avversario per il 20° punto e per il +6 di Chieri adesso. Un altro bello scambio questo, con Chieri che si mette assolutamente in posizione di vantaggio in questo primo set, e entra intanto la neoarrivata a gennaio, la peruviana Ancante Peña, la seconda palleggiatrice che è arrivata per sostituire Giulia Orlandi, rilasciata anche lei nella sessione invernale. Chieri prosegue dal servizio dell'olandese Anne Bausch, grande rivelazione di questa stagione, ed è un servizio vincente perché Recchia non tiene il pallone rispedito al di là addirittura dei banner luminosi. 21-14, e adesso sta scavando davvero un solco dietro di sé, ha messo la freccia, ha sorpassato e se ne vuole andare quantomeno per questo primo set. Ancora Bausch dai 9 metri, ancora una volta a cercare Recchia, e poi qui non riesce e non arriva il punto. L'intesa con la centrale. 22-14, blackout direi quasi totale per quanto riguarda Perugia, che non riesce neanche a costruire bene le proprie azioni in questa fase, nonostante un avvio di set in cui in realtà aveva dimostrato un gran gioco e di potersela giocare alla grande. Copre Gichel, il suo attacco di Traballi, la seconda linea Bausch, Recchia, pallone tenuto vivo, Ancante Peña, poi Traballi ancora, Spirito, e dall'altra parte ne approfitta Benedetta Bartolini per sbloccare un attimo la sua formazione, oltre che portare a casa il 15° punto. Tanto dalle fila di Chieri entra Rolando, il classico cambio che abbiamo visto spesso in queste uscite per Coach Bregoli, che fa giocare la libero numero 2 con la maglia da schiacciatrice, quindi entra per rafforzare la ricezione sul servizio di Peña. Riceve Spirito, Van Halen da seconda linea non può forzare però Gichel. Ancante Peña per la ricostruzione con Annette Nemeth, il muro è di nuovo abbondante ed è un money out vincente, secondo punto consecutivo dunque per Perugia, che ha un attimo di recupero. Deve crescere l'intesa con questa nuova palleggiatrice, che tra l'altro è anche piuttosto giovane, classe 2002, quindi ha la sua prima esperienza in Europa. Subito ingaggiata Rolando, dall'altra parte Van Halen che non poteva ricostruire nel migliore dei modi, e poi ci pensa Annette Nemeth, e il terzo punto di fila accorcia allora le distanze su questo -5 adesso, che non impensierisce evidentemente ancora Coach Bregoli. Si gioca ancora la possibilità eventualmente di un'azione. Peña dai 9 metri su Rolando, non perfetta, e anche Avery Skinner non può forzare, un po' di difficoltà però dalla palleggiatrice peruviana proprio, e poi Nemeth la copertura, l'autocopertura di Avery Skinner, e poi Spirito proprio per la texana, il monster block che porta la firma di Benedetta Bartolini, e stavolta lo deve chiamare Coach Bregoli perché hanno dimezzato il ritardo. La Bartolcini MC Restauri Perugia da quel -8 adesso è a -4.
4 punti consecutivi infatti per le Black Angels, che sono cresciute di ritmo, ma nel contempo Chieri ha proprio totalmente spento il motore e lasciato la macchina viaggiare per inerzia. Invece bisognava andare a chiudere, perché mancano pochi punti per Chieri per assicurarsi questo primo set. Recchia alterna cose ottime a cose meno buone, soprattutto in ricezione, mentre in difesa è quasi sempre ben posizionata sulle diagonali, riesce a difendere bene. In ricezione ogni tanto va un po' in difficoltà, infatti sul servizio Chieri cerca sempre di andare a cecchinare la zona coperta dalla numero 10 libero di Perugia, che non sta ricevendo benissimo in questo primo set, mentre Ancate Peña sta facendo vedere delle buone cose, a parte quel primo tempo dove non si è intesa con Bartolini. Riceve Rolando, banale il primo tempo, rapidissimo, velocissimo il braccio di Sara Alberti per riguadagnare subito il pallone e anche un altro punticino. Una frustata da parte della numero 9, che è entrata velocissima con questo primo tempo. Brava Van Halen a servirla prontamente, vedendo il buon movimento della sua centrale. E poi proprio Alberti al servizio su Ungureanu, Peña dietro per Nemeth, che si trova questa volta il monster block e di Avery Skinner e di Chieri. 24-18, in un attimo si riprende 2 palle di vantaggio, ma soprattutto 6 palle set per andare a chiudere questo primo parziale. Ancora Alberti dai 9 metri, spiove davanti a Ungureanu, ci arriva Peña per Travalli e poi tenuto il pallone, ci prova anche Skinner ad andare dall'altra parte, nulla di fatto, annullata la prima palla set. 19esimo punto per Perugia. Brava Travalli con questa diagonale, brava prima Avery Skinner, muro quasi a 1 su Nemeth con la centrale di Chieri. Gray in ritardo colpevole, ma Nemeth ha sbagliato. Travalli dai 9 metri riceve Rolando, poi Van Halen, Recchia il pallone vivo e dall'altra parte Van Halen ha la possibilità di ricostruire, lo rifà di nuovo con Avery Skinner. Alla prima ti salvi, al secondo missile in diagonale della statunitense anche Recchia ha dovuto questa volta arrendersi. 25-19, così termina il primo set ad appannaggio delle padroni di casa della Reale Mutua Fenera Chieri. 76 a metà dunque dell'opera per passare il turno e soprattutto saltarne uno e andare direttamente alla finale. Adesso magari in attesa che arrivino i tabellini ve lo spieghiamo questo meccanismo, perché Chieri è arrivata come migliore ovviamente tra le 8 che poi sono diventate 7 con la rinuncia di Firenze, migliori squadre della Challenge, dato che era la quinta in classifica al termine della regular season. Dall'altra parte si stanno giocando in questo momento e cerchiamo di andare a vedere i risultati. Si stanno affrontando Pinerolo e Busto. Pinerolo che aveva vinto gara 1 3-2 all'andata, dall'altra parte c'è Bergamo Vallefoglia, con Vallefoglia che aveva vinto la gara 1. Quindi oggi pomeriggio si scoprirà anche di queste 4 squadre, diciamo, quali saranno le 2 che, nel caso in cui Chieri vinca il prossimo set, le 2 squadre andranno ad affrontarsi mercoledì sera, perché ovviamente Perugia è fuori dai giochi. Chieri andrebbe direttamente a sabato sera prossimo, aspettando poi la vincente di, chiamiamola semifinale, perché così è definita, di Challenge, che si gioca su gara secca mercoledì, così come anche la finale di sabato sarà su gara secca e chi vincerà sarà la rappresentante nella Challenge Cup della prossima stagione 2025-2026. Più facile a farsi quasi che a dirsi. Mentre Pinerolo sta pareggiando 1-1 con Busto, un set pari. Siamo nel corso del terzo parziale, 18-20 per le Pinelle, che stanno conducendo in questo momento. Chieri ha fatto un ottimo primo set, cominciato male, poi si sono riprese, sono andate poi molto bene. Perugia è andata un po' a fasi alterne, ha cominciato bene, poi si è un po' spenta, poi ha cercato di riprendersi, ma non è riuscita ovviamente a recuperare, perché ormai era tardi. Chissà che Bregoli non mischi un po' le carte o magari voglia chiudere qua la questione conquistando il secondo set decisivo e poi dare spazio magari anche qualche seconda linea a qualche ragazza che ha giocato di meno durante la stagione. Chissà che non ci sia spazio anche magari per la giovanissima Occelli, che potrebbe giocare al centro e dare un po' di ricambio a Gray e Alberti, e anche Martina Bednarek, che non ha ancora esordito
proprio ufficialmente, ma sempre convocata in questa seconda fase della stagione. Lei è arrivata a gennaio. Vedremo se ci sarà spazio per le seconde linee o meno. Perugia invece torna sul Taraflex con il suo sestetto titolare. No, perché c'è una novità. Grica gioca al centro, la numero 1, la centrale polacca, classe 2000, con i suoi 190 cm, scende in campo al posto di Cekulev. Sembra un cambio strano perché Cekulev è comunque stata una delle migliori del primo set, ma evidentemente coach Giovi vuole cambiare qualcosa, mentre Chieri torna in campo con il suo sestetto che ha vinto il primo parziale. Allora lo ricordiamo, a Chieri basta vincere un secondo set, insomma un altro set, anche se nel prossimo non importa, per passare il turno. Invece tutto da ribaltare per quanto riguarda la formazione Umbra, che allora adesso è chiamata a fare davvero gli straordinari. Con il pallone tra le mani, già pronta Annette Nemeth, l'ungherese classe 99, con una importante esperienza anche dal 2015 con la nazionale. Va per il primo servizio di questo secondo set, riceve Bausch, poi Van Halen per Anna Gray al fondo del campo, dove Traballi si fa trovare un attimo impreparata. Il primo punto è subito per le padrone di casa in questo caso. E punto per Gray, che non era entrata nel nostro tabellino del primo set, è stata una delle assenti a livello di punti del primo parziale per Chieri, e si torna a giocare con un Gureanu che torna a martellare da posto 4 con un'ottima diagonale. Un Gureanu che nel primo set è stata abbastanza prolifica, con un buon 40% di attacco, ma la migliore per Perugia è stata Annette Nemeth, manco a dirlo, con 6 punti, ed è proprio un Gureanu al servizio. Forza tantissimo, riceve spirito, poi l'attacco di Bausch, si impenna sulle mani del muro, c'è però la copertura di Nemeth, l'attacco di Travalli, Skinner e poi le giocatrici di Chieri guardano un attimo perplesse il pallone che va a spegnersi sul seggiolone del signor Santoro, del primo arbitro. 2-1 dunque per Perugia, che sembra rientrata in campo con la voglia e la grinta che aveva dimostrato proprio in avvio di partita poco fa. Ancora un Gureanu su Bausch, vale rovesciato per Gichel che non può forzare, ricostruisce Recchia con una diagonale strettissima, Gaia Traballi questa volta non ci arriva, Ilaria Spirito. 3-1, fotocopia dell'avvio del set precedente. Anche Gaia Traballi ha messo segno un buon primo set con il 40% in attacco, adesso comincia bene in questa seconda frazione con un'ottima diagonale che quasi si chiudeva nei 3 metri. Qui ottimo servizio di un Gureanu che continua nella sua serie dai 9 metri a mettere in difficoltà Chieri, che deve trovare le contromisure per rispondere al servizio della numero 19 romena. Già in precedenza aveva provato la zona di conflitto fra Skinner e Bausch era riuscito, questa volta invece va a dare proprio fastidio alle due giocatrici. E di nuovo su Skinner, tenuto però Van Halen dietro per Gichel, parallela vincente che credo abbia trovato gli ultimi centimetri validi del campo, una conferma che arriva anche proprio dal libero da Recchia. Strano che Giovi non chiami il check su questa giocata, perché era abbastanza al limite. Questo mi ha dato quasi l'impressione di essere out, questa palla di Gichel lungolinea. Certamente molto bello come gesto, ma difficile che fosse proprio in campo, magari la deformazione del pallone. Deve spostarsi Recchia dopo quella ricezione non ottimale e poi di Ricci. Traballi invece riesce a girare a proprio vantaggio, a vantaggio di Perugia, che adesso avanti di 3 lunghezze, addirittura 5-2 questa azione. E intanto la neoentrata Alexandra Grica va al servizio, c'è Spirito in ricezione, Van Halen nell'1-1, Traballi si gira ma dietro non c'è più nessuno e quindi è un punto di Van Halen, non so come vogliamo segnalarlo, diciamo così. Sì, punto di Van Halen, assolutamente. Questa palla contesa l'ha vinta lei spingendo di più forte la palla nel campo di Perugia. Bausch
Ungureanu ricezione e poi qui ha provato il pallonetto Traballi, ma le rimane un po' incollata alle dita, non passa neanche la rete. È il quarto punto di Chieri, che così in un attimo si è portata sul -1. E qui sbaglia invece Gaia Traballi, che si fa sfuggire l'occasione di mettere in difficoltà Chieri. Ricci ancora una volta per Traballi, fulmineo l'attacco della schiacciatrice classe 97, che trova una porzione di campo non difesa di Chieri. Traballi ha già doppiato i punti che aveva fatto nel primo set, 2 messi a segno per lei nella prima frazione, adesso sono già 4. Ricci riceve Bausch, Van Halen che cerca Skinner con la parallela, la copertura della stessa Ricci, ricostruzione in qualche modo per Traballi, questa volta non ha forzato ma ha trovato ugualmente un attimo di disconnessione tra le ragazze nella difesa della seconda linea di Chieri. Decisamente on fire la numero 2 di Perugia, che sta mettendo a ferro a fuoco la diagonale di Chieri con i suoi colpi da posto 4. Profondo il servizio di Ricci e poi primo tempo che non è un'intesa con Sara Alberti, ottavo punto, raddoppio di Perugia, più 4, e sul 4-8 ovviamente interviene coach Giulio Cesare Bregoli per fermare il gioco. Ci sta assolutamente, perché le sue ragazze hanno cominciato forse anche peggio del primo set in questa seconda frazione, sono già sotto di 4 punti, devono essere più concentrate se vogliono chiudere la questione adesso nel secondo set, per risparmiare anche un po' di energie nel resto della partita e magari avere un po' di ricambi, avere un po' di riposo nel proseguo della gara. Ne parlavamo prima a microfoni spenti, Gabriele, prima dell'inizio del match. Sono state già molte le gare di questa stagione, soprattutto per Chieri, che ha giocato la Challenge Cup fino all'atto finale, all'atto conclusivo contro Roma, la finale persa per 3-2, 3-1 contro le giallorosse, quindi comincia a farsi sentire un po' la fatica sulle gambe e sulla testa delle giocatrici. Qui anche un po' di fortuna non guasta dalle parti di Perugia per Ricci, che spizzica il nastro e trova un ace importante per le Black Angels. Sì, Matteo, i conti sono presto fatti. Questa è la 42esima partita in 6 mesi esatti che gioca Chieri, la 30esima per quanto riguarda Perugia, che dunque arriva anche a giocarsela con meno fatica mentale, meno fatica nelle gambe e nelle braccia, e dunque potrebbe anche tentare il colpaccio. Van Halen rovescia per Gichel, l'aveva tenuto orecchia, poi però arriva addirittura sul soffitto del Palafenera e ce ne vuole comunque per raggiungerlo. Questo è il quinto punto, dopo quel -5 adesso deve ricostruire Chieri e provare a ritrovare il gioco ottimale che aveva espresso dopo un terzo del primo set, che è la partita contratta, non sicuramente con l'errore del servizio, tra l'altro il primo che commette in assoluto Chieri in questo caso nel set, ovviamente con Sara Alberti, e che però fa un importante regalo alla formazione di coach Giovi, che manda adesso con la rotazione Gaia Traballi dai 9 metri. Flot Bausch, poi Van Halen dietro per Gichel, la copertura è una palla che finisce di nuovo nella metacampo di Chieri. Van Halen per Avery Skinner, palla in mano, il pallonetto su Ungureanu, e invece Nemeth non ci sta a tutto braccio, questa diagonale non tenuta in difesa. L'11° punto e un ritrovato addirittura più 6 per quanto riguarda la Bartoncini MC Restauro Perugia. Nemeth, che è stata la top scorer di Perugia del primo set con 6 punti e il 60% in attacco. Skinner tiene ricezione, deve ricostruire spirito proprio per la statunitense, che nonostante una palla complicata perché arriva in bagger da dietro, nelle sue doti ha anche la capacità di trasformare questi palloni in palloni vincenti. Sì, un attacco difficilissimo ad alto coefficiente, diremmo se fossimo nel nuoto, ma lei, la texana, è riuscita a trasformare in oro una palla davvero bruttissima. Deve correre Ricci dopo la ricezione di Ungureanu, tiene vivo Van Halen e allora è Spirito che si incarica di servire la francese, e poi però lascia scendere un po' troppo forse il pallone, palla che si ferma a metà dei quadrotti della rete. 6-12, rimane sempre sul
raddoppio la formazione a questo punto ospite, che sta prendendo un po' di margine per provare a conservare e portarsi a casa e rispondere a tono subito in questo secondo parziale, evidentemente. Tanto Bartolini con Mikasa tra le mani per il suo servizio, riceve Bausch, Van Halen per Gray, non ci sono le mani di nessuno nella metacampo avversaria e il suo primo tempo è out. Brutti errori questi per Chieri, uno in fila all'altro. Prima Gichel spara il pallone sulla rete col braccio completamente piegato e arrotolato su se stesso, adesso Gray invece cercava le dita del muro e questo pallone che non è mai sceso. Stavo notando quanto è particolare il gesto atletico con il braccio di attacco che fa in questo caso Benedetta Bartolini, che guadagna anche un servizio vincente e sul 6-14 costringe coach Giulio Cesare Bregoli a esaurire il suo secondo time out discrezionale di questo parziale. E qui vediamo perché Chieri non è nuova a rincorse di questo tipo, anche in situazioni più difficili. Sicuramente si può ancora riprendere questo secondo set ed è quello credo che stia dicendo coach Bregoli alle sue ragazze, di continuare a giocare, di rimettere in campo soprattutto la testa, perché stanno sbagliando molto, ma sono errori dettati un po' dalla distrazione, un po' scarsa concentrazione da parte delle ragazze di Chieri, che durante tutta la stagione hanno mostrato questo limite. Non tanto limiti tecnici quanto limiti mentali, ogni tanto proprio escono completamente dalla partita e si astraggono e lasciano campo alle avversarie. Fra Bartolini riceve Bausch, poi l'attacco di Avery Skinner coperto proprio dalla centrale, Ricci dall'altra parte per Ungureanu, si trova il monster block, Anna Gray e Lucy Gichel deve iniziare da qui il recupero delle padrone di casa. E dal muro soprattutto, Gabriele, perché il muro di Chieri in questo secondo parziale è stato quasi completamente assente, mentre nel primo set ne hanno confezionati ben 3. Mette un po' in difficoltà la ricezione Ungureanu, appoggia dall'altra parte Van Halen, la ricostruzione allora di spirito per Bausch, pallone che sfiora il soffitto. Credo che abbia anche toccato, non lo vediamo perché c'erano i tubi del riscaldamento, ma evidentemente il primo arbitro è abbastanza convinto e fa convincere anche coach Giovi, che sembrava non dello stesso avviso. Sono 2 punti di fila allora per Chieri, da quel -8 a un -6, che comunque è ancora impegnativo. Non so neanche se si sarebbe potuto chiamare un video check su questo, perché non ci sono ancora le telecamere puntate sul tetto dei palazzetti, quindi Skinner per il servizio Ungureanu a fil di rete abbondante, questa volta non sbaglia Anna Gray nel momento in cui non bisogna sbagliare, la palla le arriva praticamente perfetta lì per buttarla subito dall'altra parte. è quello che ci voleva per Chieri, 3 punti consecutivi dopo il time out per comunque tornare un pochino in partita e rimanere ancora nel set, ma quello che dicevo prima, ci vuole concentrazione, in questi ultimi punti l'hanno fatta vedere. Ungureanu sempre abbondante la sua ricezione, Ricci ha provato con una mano a sistemarla per Grica, ma la palla si ferma e questa volta deve intervenire sul 10-14, cioè su un vantaggio dimezzato della propria formazione, coach Giovi. Giustamente, perché le sue ragazze hanno lasciato un po' di spazio a Chieri, che ha messo giù 4 punti consecutivi e si è portata a -4, e adesso coach Bregoli predica calma e concentrazione che Gray ha mostrato in questi ultimi frangenti, stando attenta alla palla a fil di rete, in questo caso nell'ultimo punto dove non c'è stata l'intesa fra Ricci e Grica, non saltando, non facendosi prendere dalla foga di saltare sulla palleggiatrice di Perugia e aspettando la giocata che poi è stata sbagliata con la centrale numero 1. Il servizio di Skinner si riprende, Traballi, palla molto spostata, Ungureanu tutto braccio alla copertura del muro di Van Halen, allora Spirito che andrà col bagger a servire Bausch, il muro copre comunque Spirito nel dubbio, il primo tempo di Anna Gray. Questo è veramente eccezionale, questo è da segnare nei punti migliori, perché è stato un primo tempo davvero incredibile, con Van Halen che ha lasciato il pallone lì proprio sopra la rete, bravissima Anna Gray a entrare velocissima e dare la frustata lungolinea vincente.
Ricci, primo tempo di Grica, la copertura a un braccio addirittura di Ilaria Spirito, poi Bausch a tutto braccio, copre Recchia, Ricci ribalta per Nemeth che appoggia il pallonetto, questa volta l'ungherese va a leggere molto bene la posizione in campo delle proprie avversarie. Si interrompe la striscia di 5 punti consecutivi per Chieri, che comunque è tornata in partita e rimane lì a -4. Brava Nemeth a vedere la voragine libera in mezzo al campo. Teso il servizio, Van Halen rovescia comunque praticamente in ginocchio Perci che è tenuto vivo, Nemeth che si incarica di servire Ungureanu, lascia andare Spirito, la mia percezione è che quella palla fosse nel 7 esatto del campo e dello stesso avviso anche il primo arbitro, il signor Santoro. Non ci sono proteste né richieste di videocheck dalla panchina di Chieri, quindi evidentemente è tutto confermato. 16-11, un +3 che diventa di nuovo un +5 per provare appena varcato il giro di boa del set, sicuramente non con il primo errore al servizio. Da questo punto di vista più attente entrambe le formazioni rispetto al set precedente, devo dire. Ed è anche l'errore al servizio numero 2 per Annette Nemeth, 1 per set finora. Gray, servizio dunque per Chieri, Traballi, poi Ricci per Adelina Ungureanu, palla che rimbalza sul muro e non è difendibile. Allora, vincente Perugia. Tornata a martellare da posto 4 Ungureanu, che si porta anche al servizio. Perugia continua a stare davanti, ma Chieri deve rimanere concentrata perché nulla è ancora deciso. Salto di Ungureanu che di nuovo, come nel turno precedente a servizio, ha capito che la zona di intesa, o meglio di non intesa, la zona di conflitto tra Skinner e Bausch è pericolosa ed è critica. E infatti Giulio Cesare Bregoli mette mano alla panchina inserendo Rolando proprio su Avery Skinner per rafforzare così la ricezione in seconda linea. Vediamo se il cambio porterà i suoi frutti, interromperà la serie del servizio di Ungureanu. Proprio su Rolando, Van Halen per Bausch, la copertura di Recchia, Nemeth che ricostruisce per Traballi, il muro, ma comunque ancora giocabile per l'ottima copertura da parte di Perugia. Questa volta però l'ungherese chiede un po' troppo alle leggi della fisica del volley, che non possono essere rovinate e rotte, e allora la palla si ferma a metà della rete. Sì, ci ha provato, ma avrebbe dovuto forse tenere i piedi a terra, non fare quel saltino e provare a piazzare un pallonetto lungo. Invece ha provato a forzare questo pallone che si è perso sulla rete. Gichel un po' in difficoltà, Traballi, poi appoggia il pallonetto, forse era in, forse era out, chi lo sa, la fa proseguire nel gioco Gichel e poi ci pensa poi Anne Bausch con la diagonale molto profonda, portarsi a casa un altro punticino di fila, quel -6 torna a essere un -4. Brava Anne Bausch qua su questo attacco in diagonale verso il fondo del campo, trova la zona scoperta, lasciata scoperta dalla difesa di Perugia. Gichel, posizione di Recchia, poi Ricci che si affida alla seconda linea di Annette Nemeth. E quando si accende la giocatrice, l'opposta ungherese di Perugia, quando si accende è veramente incontenibile. Poi ogni tanto anche lei ha i suoi momenti di errore, ma davvero una bella giocatrice. Rolando l'eccezione sul servizio di Grica, il pass di Sara Alberti, ritorna vincente la centrale, un attimo sparita dai radar per quanto riguarda il tabellino del secondo set, e intanto anche Avery Skinner riprende posto in campo rientrando su Elena Rolando. Indicazioni dietro le spalle per quanto riguarda coach Bregoli ad Anne Bausch per il suo turno a servizio, va a dare fastidio di nuovo a Gaia Traballi. La seconda linea trova Nemeth, palla che è tenuta viva, dall'altra parte subito una chance di Perugia e c'era arrivata per la prima volta a difendere e a salvare quel pallone, non arriva al secondo tentativo invece Anne Bausch. L'attacco è nuovamente vincente per le avversarie. Brava Traballi con questa diagonale lunga, ma un po' sfortunata Anne Bausch che non trova il piano di rimbalzo corretto e quindi la palla è buona per Perugia. Van Halen, una mano per Sara Alberti, è out confermata anche da Giovi, e allora questa volta è coach Bregoli e la sua panchina che vogliono andare a averci chiaro con il video check, e poi avendo esaurito i time out
qualche indicazione one to one da Bregoli a Sara Vanale, la sua regista, per gestire questa fase. È fatto velocissimo il signor Marconi nell'andare a rivedere questo frame. La palla è confermata out, perde il video check allora Chieri, e il tabellone lo aggiorniamo anche sui nostri appunti. 21-15, corretto, mantiene 6 punti di vantaggio adesso nella parte finale del set. Davvero per Perugia potrebbero bastare. Riceve Bausch, Van Halen riprova a dare fiducia a Sara Alberti, il muro di Traballi però è esattamente sulla linea bianca. Adesso siamo in una situazione dove Chieri è un po' indietro, ha dato l'impressione di poter recuperare, di poter rientrare, poi ha mollato un po' il colpo, soprattutto con una Anne Bausch che non riesce a difendere bene questa sera. Copre Ungureanu, Traballi, è lei on fire in questo momento, che sta trascinando davvero con una grande, straordinaria in fase di ricezione, poi però nel momento in cui la sua regista la serve va subito a segno. 23-15, hanno ritrovato gli 8 punti di vantaggio quando però ce ne sono solo 2 all'orizzonte. Ricci, la palla dall'altra parte, interviene Van Halen, poteva essere un altro ace, non ci sta Avery Skinner che in qualche modo vuole rimandare ancora. La texana è stata MVP del match dell'andata con 9 punti messi a segno, questa sera ha già raggiunto la stessa cifra della partita d'andata e siamo solo al secondo set, chissà che non possa aumentare il suo bottino. Alberti riceve Ungureanu, poi l'attacco di Traballi, il muro molto profondo, Ungureanu, poi Ricci, un rimpallo e poi qui l'attacco di Nemeth. Credo che avesse la falangetta più estrema delle mani a muro della prima linea di Chieri. 24-16, sono 8 palle set per Perugia. La prima la serve Gaia Traballi dai 9 metri su Skinner. Van Halen che deve addirittura indietreggiare, poi la texana prova col pallonetto coperto da Ricci. Nemeth dall'altra parte, Ungureanu buca il muro di Gray e Van Halen, il 25esimo punto. 25-16, risponde con l'enfasi ancora maggiore e con gli interessi in questo secondo set, che conquista la Bartoccini MC Restauri Perugia, e dunque 1-1 nel computo totale in questo momento di questa gara 2 dei playoff challenge, seconda fase. Sì, è una Perugia che ha cominciato bene come nel primo set, però poi non si è persa nella fase centrale del gioco, non si è persa nella fase centrale del set, anzi ha incrementato il vantaggio e ha portato a casa questo secondo set. Ricordiamo che nella regular season Perugia ha messo in difficoltà Chieri, nonostante il 3-0 di questi playoff challenge conquistato al Pala Barton Energy da parte delle ragazze di coach Bregoli. In regular season il doppio confronto con le Black Angels è finito 3-2 per Chieri all'andata, ma 3-1 qua al Palafenera al ritorno, una sconfitta che fu molto pesante per le bianco-blu e che frenò le ambizioni della squadra di coach Bregoli di inseguire il quarto posto di Novara. E quindi è una Perugia che sa come si vince qua al Palafenera, chissà che non possa replicare quell'impresa anche questa sera. Credo che però le ragazze di coach Bregoli, a parte questo secondo set giocato male, poi hanno spento completamente la luce, anche perché Perugia ormai era scappata via, era andata avanti di tanto. Chissà che non riescano le ragazze di Giovi a replicare l'impresa, ma le motivazioni sono molte di più da parte di Chieri, che ha tutti gli interessi a chiudere qua la questione e andare a giocarsi la finale dei playoff challenge contro, chissà, se Vallefoglia o una tra Busto e Pinerolo. Intanto la Serie A1 deve dare il benvenuto alla prima promossa della Serie A2 che si è aggiudicata il pool promozione, l'Omag San Giovanni Marignano, promossa nella prossima stagione la massima serie. Una San Giovanni Marignano che ricordiamo da quei playoff promozione proprio giocati contro Chieri e vinti a maggio del 2018 dalla formazione dell'allora Reale Mutua Fenera Chieri guidata da coach Secchi. Aveva tentato anche nelle annate successive a fare la scalata
non era mai arrivata e questa volta si guadagna la massima serie. Dunque aspettiamo e speriamo davvero che possa essere la prima delle due promosse della prossima stagione 2025-2026, con una grande tradizione pallavolistica. E ricordiamo ovviamente Roma e Talmasson che erano retrocesse al termine della regular season per quanto riguarda invece questa stagione, quindi ovviamente si attenderà poi di scoprire dopo i playoff chi sarà la seconda squadra a salire dalla Serie A2. Questa Serie A2 è molto, anche in questo caso, molto lunga, molto giocata, molto impegnativa, tra regular season, promozione e playoff, che impegna tanto le squadre nonostante la divisione iniziale dei due gironi e poi dei pool successivi, e soprattutto c'è anche poi il pool salvezza, quindi bisognerà scoprire chi retrocederà e chi invece riuscirà a salvarsi e a mantenere la categoria anche per la prossima stagione. Credo siano arrivati. Sì, volevo solo tabellini. segnalarti a te, Gabriele, e ai nostri amici all'ascolto che stanno seguendo la diretta di questo match, che Pinerolo è in vantaggio 2-7-1 contro Busto, mentre è stesso punteggio ma a parti invertite per Vallefoglia che gioca in casa, 2-1 su Bergamo. Stanno giocando entrambe il quarto parziale, dove però Busto sta battendo nettamente 20-15 Pinerolo, mentre Vallefoglia e Bergamo sono 7 pari. Si riprende subito con un errore dai 9 metri che porta la firma di Sara Alberti, quindi per Chieri il primo regalo di questo terzo set. Era stata meno fallosa nel secondo parziale Chieri, ma non è servito per portarlo a casa il secondo set. Un errore solo commesso a servizio, adesso si ricomincia e subito un errore. Riceve Bausch, poi Van Halen per il primo tempo di Anna Gray. Non credo, a mia sensazione era che ci fossero le mani del muro. Non è dello stesso avviso il signor Santoro, ma alla fine si autoaccusano nel momento in cui Bregoli aveva chiamato il time out. Arriva il fair play da parte del muro di Perugia che si accusa sul tocco, e allora 1-1 in avvio di questo terzo set, che torna a essere a questo punto decisivo per Chieri per il passaggio automatico di turno. Van Halen dai 9 metri su Recchia, poi Ricci. Intanto il primo tempo giocato con Grica che viene murata, la polacca di nuovo confermata nel sestetto di partenza da parte di coach Giovi. Confermata Grica, ma non ha fatto un grande secondo parziale, non l'abbiamo praticamente mai vista in azione, purtroppo per lei, che comunque ha dei buoni numeri, 50 punti e 48,5% di attacco positivo. Spirito dopo la salvataggio che ha fatto Van Halen, poi Cichel tenuto vivo, ricostruito con l'attacco di Ungureanu. Ci sono le mani del muro e mani out per la rumena per la parità. 2-2, si parte in una maniera un po' diversa, variazione sul tema per quanto riguarda l'avvio di questo terzo parziale. Allora già in parità fin dai primi scambi, e intanto Annette Nemeth è pronta per il servizio di Perugia. Riceve Skinner, poi Van Halen proprio sulla statunitense, il pancake tenuto vivo Ungureanu, attacca dall'altra parte e poi arriva la richiesta di video check. Ovviamente doveva interrompere immediatamente, ricordiamo per regolamento, per andare a vedere quella difesa pancake, se non ricordo male, di Recchia. Lo chiama subito Chieri e adesso andiamo a vedere. Io sono fortemente in dubbio, perché o è arrivata in ritardo di pochi millesimi nanosecondi, oppure c'è arrivata per pochi nanosecondi ed è riuscita ancora a mettere il pallone. Ricordiamo che il pallone non deve toccare minimamente la superficie del tarflex, ma solo la mano, il dorso della mano della giocatrice, in questo caso, quindi il parziale non è valido. Andiamo addirittura con lo zoom e invece direi che è esattamente questo che vi stavo spiegando poc'anzi, e cioè la palla ha toccato sia la mano ma anche a terra, e quindi bene l'interruzione, molto attente le giocatrici. La Spirito è stata, Capitan Spirito, la prima a segnalarlo. 3-2 allora, perde il video check, scusate, tiene valido il video check Chieri in questo caso. L'attacco di Grica con il contagocce utilizzata, ma evidentemente male sa far male la polacca. Evidentemente ci sta ascoltando in cuffia, un auricolare diretto, l'abbiamo subito punzecchiata all'inizio di questo terzo parziale e lei ci ha risposto subito sul campo con questa ottima fast giocata dietro. Ungureanu che torna a dar fastidio dai 9 metri, un cliente scomodo per Chieri,
Gichel non può forzare, appoggia dall'altra parte per provare comunque a dar fastidio all'azione di Perugia, che si ritrova però una free ball dopo la difesa. L'attacco ancora di Traballi, che trova lo spazio davanti a Stare a Spirito per il +1 della formazione ospite. Gichel lasciata colpevolmente sola a murare su Gaia Traballi, che ne ha approfittato senza farselo ripetere 2 volte. È stata lei la protagonista del secondo parziale, con ben 8 punti messi a referto. Palle di nuovo dall'altra parte, ma il guaio che sembrava un guaio di Traballi alla fine diventa un guaio più, se così possiamo definirlo. Forse ho coniato una nuova situazione in campo di Anna Gray, che non tiene il pallone e prova così a scappare di nuovo. 5-3 avanti la Bartoccini, con di nuovo Ungureanu, tocca il naso superiore, arriva Spirito, poi non può forzare ovviamente Gichel, che si è trovata la palla dietro se stessa. Traballi appoggia il pallonetto, sono andate addirittura in raddoppio Spirito e Vanale, dandosi alla fine più fastidio, e così coach Bregoli sul 3-6 deve fermare il gioco. Ancora luce spenta e disarmonia, disattenzione tra le fila della sua formazione. Sì, Traballi continua a mettere in difficoltà le ragazze di coach Bregoli da posto 4 con la sua diagonale. Non importa che sia una diagonale spinta e forte oppure un pallonetto, Chieri è costantemente in difficoltà. Traballi infatti ha chiuso finora, ecco, almeno il secondo set, con il 63% di attacco perfetto, l'efficacia del 54%, quindi assolutamente numeri importanti per lei, che ha già messo appunto a referto 8 punti ed è una delle migliori in campo in questo momento, anche meglio di Ungureanu e di Annette Nemeth. Ungureanu di nuovo, turno al servizio prepotente, tiene Spirito, ma dall'altra parte Ricci ricostruisce subito con Alexandra Grica. All'andata fu protagonista la polacca numero 1 con 5 punti messi in referto, adesso 2 sul tabellino per lei, che nel secondo set è stata assente non giustificata, ma adesso si sta riprendendo tutto e con gli interessi. Ancora Ungureanu su Skinner, poi Spirito, allora opziona Anne Bausch, a tutto braccio la copertura di Recchia. Ricci per Nemeth da seconda linea e Vanale non tiene in difesa. 8-3 più 5, vediamo se interviene, decide di non intervenire ancora con il time out e si prosegue allora dai 9 metri con una indemoniata Adelina Ungureanu, che sta prendendo a sassate tutti quanti. Adesso c'è anche il servizio vincente su Avery Skinner, che non riesce più sotto questi colpi. Peccato non avere la possibilità di leggere i chilometri orari, perché secondo me sono velocità alte e impressionanti. Allora, più che il time out, mette mano alla panchina per quanto riguarda l'area del Mutafoniera Chieri. 76 fuori Avery Skinner, dentro Lovet Lolli Omorui, fuori Lucy Gichel, dentro con numero 11 Marta Zucchi Antuli. E allora si cambia l'opposto, si cambia anche un altro terminale. Sì, mi ha letto nel pensiero coach Bregoli, perché stavo pensando se non chiamasse un altro time out dopo questi 7 punti consecutivi di Perugia. Invece ha messo mano alla panchina. Non tiene Omorui, un'altra chance Traballi, però ritrova il muro. Ricci ha ancora una possibilità di ricostruire, vuole mettersi in proprio, ma era troppo sotto la rete. Allora è lei ad autosabotare il momento propizio di Perugia, concedendo il quarto punto a Chieri. Sempre meno 5, mission non impossible ancora per il momento, ma si sta preannunciando una fotocopia del secondo parziale. Gary al servizio, c'è la ricezione di Recchia, poi l'attacco di Alexandra, e qui mi sembra corretto perché vuole ricostruire il signor Santoro per capire di chi è stato l'ultimo pallone, che evidentemente ha toccato poi l'antenna laterale decretando l'auto, ma è stato un rimpallo tra l'attacco della polacca e il muro, credo di Bausch, perché era la più esterna, e quindi ricordiamo che è facoltà del primo arbitro sfruttare lui stesso il video check per ricostruire esattamente l'azione. Lo vediamo, la palla ha toccato proprio sull'attacco di Grica l'antenna, e dunque è un attacco out che fa respirare
non solo perché c'era l'ansia del video check, ma fa anche respirare per un secondo punto consecutivo che conquista la Reale Mutua Fenera Chieri. Si porta a -4, ancora Gray dai 9 metri su Ungureanu, da seconda linea Nemeth. Questa palla non era forse la miglior zero servibile in assoluto, si ferma a metà dei quadranti della rete. Adesso 3 punti consecutivi che valgono tantissimo per Chieri, che si rimette in scia a Perugia. Male qua Nemeth che non sfrutta questo pallonetto, male in precedenza Ricci che ha provato quella giocata di seconda fermata dal nastro. Gray insiste su Ungureanu, il primo tempo questa volta passa Alexander Grica che buca il muro e così porta anche doppia cifra la sua formazione, 10-6. Quello che trovo incredibile, Gabriele, è che Ungureanu sta ricevendo benissimo e continuano a servire su Ungureanu, quando invece Traballi ha delle percentuali nettamente peggiori e bisognerebbe cecchinare quella zona lì. Già dall'altra parte Vanale la segue solo, Traballi tiene a bada Anet Nemeth, la diagonale profonda ed è di nuovo in campo anche l'ungherese, si ridesta. Torna a martellare dalla seconda linea dopo quell'attacco precedente che non era assolutamente nelle sue corde, e Grica invece è on fire, va al servizio. Van Halen per Amtuli, appena entrata il primo attacco e subito un attacco vincente per la greca. E allora bisogna iniziare a sfruttare anche le nuove bocche di fuoco entrate anche un po' più fresche e riposate, non dalla stagione ma sicuramente dalle azioni dei 2 set precedenti. Antuli è proprio lei, subito dai 9 metri, potrebbe essere un cliente scomodo conoscendo le potenzialità della greca. Da seconda linea Nemeth tiene con una mano di fatto Antuli, ma poi non riesce in qualche modo, anzi in nessun modo, proprio era rigiocabile quel pallone. Si poteva fare un po' meglio qua la giocatrice greca, con quella mano poteva tenere il pallone un po' più vivo, un po' più giocabile, però ancora protagonista col suo mancino Nemeth. Ricci non profondo, profondissimo, arriva il primo errore al servizio di questo terzo parziale anche per Perugia, 1-1 in questo computo e 8-12 il punteggio, con Chieri che adesso nella rotazione trova l'olandese Anne Bausch su Traballi. Evidentemente anche lei ha ascoltato il tuo consiglio precedente, poi però Perugia fa subito il suo, l'attacco vincente. Eh sì, perché Traballi ha ringraziato ampiamente la numero 12 olandese con un servizio abbastanza morbido, abbastanza leggibile, ha ricevuto molto bene, poi ha anche attaccato in maniera vincente. È uscita infatti Anne Bausch, lascia subito posto a Elena Rolando per questo turno di ricezione. Servizio di Traballi, riceve spirito, Vanale nel primo tempo, una mano e poi un'altra, deve regalare una free ball, però Perugia, applausi perché è riuscita a salvarsi da questo primo tempo di Sara Alberti, non si salva invece dal primo attacco che risulta subito vincente di Lovez Omorui da zona 4. 100% Lolli Omorui entra e segna, si potrebbe dire, se fossimo nel rettangolo verde del calcio, e invece siamo sul Terraflex rosa della pallavolo femminile. Alberti a servizio, Recchia per la ricezione, dietro per Annet Nemeth, non sembrava convinta l'ungherese e conferma anche Ungureanu che dice la diagonale è out. Il punto dunque per Chieri, arriva anche lei in doppia cifra, 10-13, e sono di nuovo 2 punti recuperati dei 5 che aveva sempre lì a inseguire. Alberti, ricezione di Recchia, poi Ricci sceglie di nuovo Nemeth che trova le mani più esterne del muro, mani out, torna subito vincente allora Perugia. Molto bene Annette Nemeth, che nel secondo set non aveva fatto benissimo, si è ripresa alla grande in questo terzo parziale e adesso continua a condurre Perugia con Bartolini al servizio. Riceve Rolando a fil di rete, si lotta nell'1-1, poi deve mettere palla dall'altra parte, una chance sprecata ma in qualche modo salvata da Chieri, e poi si abbassa Giovi, il mani out per un istante, c'è stato il dubbio che il rimpallo potesse ritrovare la parte rosa del Taraflex. 10-15, 5 punti di vantaggio, per cui coach Giulio Cesare Beregoli decide di giocarsi il suo secondo e ultimo timeout discrezionale di questo terzo parziale che vede le proprie giocatrici sempre a rincorrere.
Non bene Chieri, che continua a soffrire i colpi a servizio di Perugia, anche se cambia l'interprete che si porta ai 9 metri. La ricezione di Chieri non riesce a trovare soluzioni, non riesce a trovare rimedi e non riesce a servire bene l'olandese palleggiatrice numero 10 Van Halen, che è sempre in difficoltà e non riesce a smistare bene questi palloni per le sue compagne. Ne risulta quindi che l'attacco di Chieri è un po' spuntato in questo terzo parziale, come anche è stato nel secondo, e quindi è difficile quando è così giocare la pallavolo. Invece tutto bene per ora dalle parti di Perugia, che continua a martellare con Ungureanu, Nemet e adesso con Bartolini al servizio. Van dietro per Antuli, il money out su Grica, 2 su 2 per la greca, 11-15 invece il punteggio in grafica e sul tabellone del Palafenera di Chieri. E intanto la regista olandese di Chieri è lei, pronta per il servizio profondo. C'è comunque Traballi che decide di intercettarla. L'attacco di Nemet è un monster block di Loveso Morui e Anna Gray, quello che serviva per tornare a -3, e un rientro dal time out che fa bene dunque alle padroni di casa. Time out che risulta vincente per coach Bregoli. Ancora Van Halen, questa volta cambia, va a cercare Ungureanu ma spegnendogliela davanti ai piedi. L'attacco di Nemet, una diagonale out, sono invece di un avviso diverso le ragazze e poi si autoaccusa Anna Gray, prima ancora che si debba ricorrere al video check per play restituito rispetto al set precedente. Il punto dunque per Perugia, che riallunga a +4. Intanto c'è un cambio con il numero 18 Rachele Rastelli su Irene Ricci. Alza i centimetri del muro, gioca senza palleggio coach Giovi perché non vuole far passare l'attacco di Chieri. Riceve Omorui, poi Van Halen che sceglie invece Antuli col pallonetto, e poi sembrava passata così per caso da quelle parti in zona in posto 2 Marta Antuli, perché si ritrova il muro di Perugia che le spinge proprio palla al mittente col pallonetto che le cade dietro la testa e la schiena. 17-12 dunque, +5. Rolando a fil di rete, la tiene Van Halen ma non può forzare tutto braccio Antuli, ricostruisce Recchi che invece serve Nemet e anche da seconda linea l'ungherese sta facendo i suoi bei danni. Continua a martellare la numero 15 di Perugia, continua a non trovare soluzioni invece Chieri per porre un freno agli attacchi di Perugia. Nemet anche dai 9 metri riceve Rolando, va Lovez Omorui al servizio, poi c'è il muro e c'è un po' la lentezza ovviamente che una leva come di 202 cm Marta Antuli deve muovere per provare a difendere questo pallone. Il risultato è la conferma che Perugia torna ad allungare, adesso si porta addirittura su 7 lunghezze, 19-12, e vuole provare a mettere in cassaforte anche questo terzo, che in realtà sarebbe a proprio vantaggio il secondo parziale di gioco, con l'errore al servizio numero 2 però. Errore al servizio per Ungureanu, il secondo della partita, mentre ci sono un po' di avvicendamenti in campo che però non hanno avuto il via libera del secondo arbitro, il signor Marconi. Esce Rolando, ritorna in campo Anne Bausch in prima linea, ritorna in campo anche Ricci al posto di Rastelli per poter palleggiare e quindi poter giocare col palleggio. Adesso a coach Giovi serviva avere di nuovo la regia, ovviamente, quando si è in ricezione sul servizio di Lovez Omorui per quanto riguarda le collinari. Profonda su Traballi, poi opziona Grica che si ritrova la palla, proprio le cuciture del Mikasa stampate sulla palpebra sinistra della sua faccione. E intanto ritorna anche dalle parti di Perugia Anastasia Cekulev. Buon muro quello di Chieri che si è concretizzato con il movimento di Anna Gray, che adesso va anche a trovare il punto servizio con Lolly Omorui. Ottima questa giocata da parte dell'olimpionica italiana.
Sono gli sprazzi a cui anche Chieri ci ha abituato, anche nel set precedente quel -8 era diventato un -4 più volte, ma poi non era riuscito all'aggancio. Adesso vediamo se questo turno a servizio potrebbe essere importante. Traballi di nuovo, poi l'attacco di Ungureanu, Spirito che riesce a tenere vivo il pallone, Vanale nella fil di rete, quella palla sarà difficilissima, ha la chance di ricostruire Perugia, lo fa con il pallonetto di Traballi, copre Vanale, allora Spirito per Martantuli senza rincorsa, Ungureanu di nuovo palla a filo del soffitto, l'attacco di Nemeth coperto da Vanalen, si incarica Gray di servire la greca su Nemeth che difende, poi Ricci gira dietro per Ungureanu, il muro sporca, copre Spirito, c'è Vanalen per Bausch. Il rally di questa partita se lo aggiudica Chieri, facendo sudare la Perugia e costringendo anche coach Giovi a chiamare il suo primo time out e soprattutto facendo esplodere il Palafenera. Queste sono le azioni che ci piacciono. Sì, bella questa pallavolo, questo scambio è stato intenso, soprattutto giocato su ritmi sostenuti, difese super da una parte e dall'altra e attacchi altrettanto super, con le due squadre che non hanno mai mollato e hanno voluto portarsi a casa a questo punto a tutti i costi. Chieri è lì, è viva, -3, e Perugia deve fare attenzione se vuole prolungare questa sfida e andarsi a giocare tutto il possibile, tutto quanto il possibile nel quarto e decisivo set. Forse Lopez Omorui al rientro dal time out era il primo che poteva sfruttare il coach di Perugia, profondo su Recchia, Ricci, poi l'attacco coperto dal muro, arriva Van Halen ma non riesce a tenere vivo questo pallone e Nemeth torna a fare la voce grossa. Grossissima, perché sta giocando una gran partita l'opposta numero 15, confermandosi una delle migliori giocatrici di questa serie A1 di tutta la stagione. Ungureanu torna dai 9 metri, attenzione, c'è Spirito, poi deve correre Bausch, Antuli non può forzare, appoggia solo palleggino dall'altra parte, ricostruisce Ricci con Traballi, il muro che respinge, Nemeth la copertura per Ricci, ancora una volta si va da Gaia Traballi, di qua però c'è Spirito a tenere vivo il pallone, poi Bausch che non può forzare con questa posizione quasi dietro il seggiolone, Ungureanu invece forza e buca il muro a 2 dalla seconda linea. Spirito è mancato veramente pochissimo per arrivarci, intanto c'è un cambio, questa volta è di coach Bregoli in regia, fuori Vanale, dentro Gaia Guiducci, tra l'altro l'unica ex di questa partita, aveva giocato infatti a Perugia nella stagione 2021-2022. Cerca di mischiare un po' le carte, fino adesso Vanale non aveva fatto male, ma quest'ultima alzata forse ha evidenziato un po' di stanchezza nell'olandese. Tiene bene Omorui in ricezione e poi però c'è l'invasione a rete in fase di alzata per quanto riguarda Chieri. Aveva fatto un miracolo credo con quella rice più Lopez Omorui che l'aveva servita perfetta Gaia Guiducci, si autoannullano. 22-16, 6 punti di vantaggio per Perugia, ma soprattutto a 3 lunghezze di distanza all'orizzonte c'è la possibilità di andare sul 2-1 e c'è soprattutto sempre Adelina Ungureanu dai 9 metri. Omorui tiene ma dall'altra parte, subito l'occasione per Ricci che ricostruisce con Grica, Cekulev ovviamente, la fast in diagonale. È uscita Grica ma è entrata Cekulev, quindi non cambia il risultato. Questa azione, questa fast giocata dietro risulta sempre molto difficile da leggere per Chieri, ma altrettanto difficile da leggere il servizio di Ungureanu. E qua come Ricci in quel credo primo set, un po' sfortunata per il net che devia il pallone out ed un errore al servizio numero 3, diciamo che data l'intensità dai 9 metri di Ungureanu ci può anche stare, sono quegli errori di servizio che sono un po' più ammissibili rispetto a chi gioca una jump float semplice. Gray sceglie di giocare su Ungureanu che tiene vivo il pallone, poi il pallonetto coperto da Gaia Guiducci, Omorui che può solo spingere dall'altra parte, Ricci ricostruisce con Cekulev il muro di Alberti, ancora Ricci per Traballi e poi nella zona di conflitto fra Anna Gray
e Anne Bausch, con Bausch che va a catechizzare in qualche modo la sua centrale per dirle ma veramente la traiettoria diceva mia, però fai tu. Comunque abbiamo dato in questo momento 7 palle set per quanto riguarda Perugia, ne aveva 8 nel set precedente, quindi ne ha 7 per poter andare tranquillamente al vantaggio. Cekulev riceve Omorui e poi c'è anche il monster block di Benedetta Bartolini, così in un attimo chiudono 25-17 e 2-1 per la Bartoncini MC Restauri Perugia su Chieri. Sicuramente non il risultato che ci aspettavamo è quello che dicevano i pronostici all'inizio della sfida. Dopo il 3-0 secco e perentorio del Palabarton Energy, Perugia sta di nuovo come in campionato per sbancare il Palafenera in un quarto set decisivo. Soprattutto le facce dicono molto di questa sfida, perché le ragazze di Perugia sono dal loro lato del campo, tanti sorrisi, tanti volti distesi per una Perugia che non ha niente da perdere questa sera, mentre Chieri facce scure e tanta tensione nei volti, perché non centrare la finale dei Playoff Challenge, ma soprattutto non qualificarsi per i Playoff Challenge, sarebbe per questa società, per questa squadra, per i valori che mette in campo, un po' un fallimento, dopo che è fallito anche l'obiettivo di conquistarla la Challenge quest'anno nella doppia finale con Roma. 3-2, 3-1 per le giallorosse, e quindi non andare in Challenge Cup sarebbe proprio un po' un fallimento. Devono dare tutto queste ragazze, devono essere consapevoli che per molte di loro questa è l'ultima stagione, l'ultima last dance, potremmo dire quasi, per molte di queste ragazze, perché c'è aria di rivoluzione in casa Fenera Chieri 76, con già annunciato il cambio di guida tecnica con coach Bregoli, che è destinato all'Exacibasi, quindi alla squadra turca, una delle migliori squadre turche. Intanto che cosa succede invece nella parte, diciamo, alta, definiamola così, di questi playoff, quelli scudetto, le due semifinali, Conegliano-Novara, Conegliano che vince gara 1 e poi che ieri sera invece si fa sorprendere da una Novara Corsara che ferma così la sequenza di 50 vittorie in 2 anni per quanto riguarda ovviamente tutte le competizioni a cui ha partecipato Conegliano, e quindi la serie è in parità. Milano invece aveva vinto gara 1 3-0 e questa sera alle 8:30 ci sarà gara 2 ovviamente. Ricordiamo che le semifinali e le finali del playoff scudetto si giocano al meglio delle 3 su 5. Ma poi c'è anche l'Europa, perché bisogna ancora concludere. La Champions si fa attendere, diciamo così, con questa nuova formula di quest'anno, la Final Four, che per il femminile si giocherà a Istanbul nel weekend del 3 e 4 maggio e che vedrà protagonista Conegliano Milano Scandicci e il Lucky Bank di un tale Giovanni Guidetti. Ma prima di allora, martedì sera, Novara ha la possibilità di conquistare la CEV Cup. Ha vinto all'andata, quindi ha possibilità con soli 2 set di aggiudicarsi sull'Alba Blai in Romania la possibilità appunto di alzare la coppa che l'anno scorso aveva alzato Chieri, e dunque non solo rimane in Italia, rimane addirittura in Piemonte. Ritorno appunto martedì sera ore 17, ora italiana, per chiudere anche la seconda competizione europea. Intanto sono arrivati, non ci sono i numeri, ma ci sono il giro dagli altri campi. Matteo? Sì, perché tutte le sfide sono andate al tie break, con Pinerolo e Busto sul 2-2 e 13 pari al tie break, mentre deve ancora cominciare il tie break tra Vallefoglia e Bergamo, anche qui 2-2 negli altri playoff di Challenge. Si ricomincia col sestetto di Chieri quasi totalmente confermato, rimane in campo Lolli Omorui, torna in campo Gichel, ma torna a martellare dal servizio, manco a dirlo, Ungureanu, con il suo destro vincente, un ace eccezionale questo. La numero 19 quindi mantiene saldo il pallone tra le mani per continuare a dare molto fastidio, poi però dall'ace si passa subito all'errore a servizio, palla che si ferma a metà della rete, primo punto anche per Chieri in questo quarto set. Ricordiamo però che in realtà se Perugia dovesse vincere adesso il set 3-1 si va al golden set, quindi c'è ancora la possibilità, come dire, di salvarsi. Se invece Chieri dovesse vincere questo quarto parziale
Chieri avrebbe la matematica certezza di passare direttamente alla finale. Dunque non c'è spazio in nessun modo per mollare e non ci sarà voglia né dall'una né dall'altra parte di mollare. L'ora del servizio arriva anche per Chieri e il 2-1 dunque, che mette palla tra le mani di Cekulev, che rimane confermata da coach Giovi in campo. Tanto l'attacco, la parallela leggermente interna proprio di Usyk per pareggiare immediatamente i conti sul 2-2. Ricordiamo 2-1 il vantaggio di Perugia, che ha conquistato il secondo e il terzo parziale. E si è ricominciato sulla stessa lunghezza d'onda del terzo set, che è cominciato uguale, 2-2. Recchia per Traballi, il muro che sporca, la ricostruzione di spirito per Usyk, che prova comunque a piazzare la palla. Ricci con il bagherone ancora una volta per Traballi, c'è il muro, c'è la copertura, Ungureanu in questo caso è lei per Nemeth, che però non si fida, prova comunque a mettere in seria difficoltà la situazione tra le fila di Chieri. Alla fine una free ball che Lobez Omorui deve rimettere dall'altra parte per dare la chance a Traballi, che di sapienza e di capacità di lettura e di attenzione mette il pallonetto vincente per un bellissimo scambio. Traballi si candida prepotentemente a MVP della serata con quell'ennesimo punto da posto 4, ma c'è anche Ungureanu che ha messo davvero in difficoltà Chieri, soprattutto col suo servizio. Vedremo se Ricci riuscirà a replicare. Skinner era abbondante quel servizio, ma viene tenuto, poi spinge solo dall'altra parte Usyk senza forzare, forza invece Nemeth a tutto braccio sulle mani che spingono out del muro di Chieri per il doppio vantaggio 4-2. Ma ancora una volta il muro di Chieri si fa portare fuori dal pallone, seguono la palla e non il potenziale attacco, bisogna dare un po' più di spazio fra sé e la stina. Ancora Ricci, secondo errore al servizio già per Perugia, che torna a essere subito fallosa in apertura di set. Qui si ferma proprio sul nastro superiore della rete. La Chieri che invece è stata meno fallosa del solito dai 9 metri, con solo un errore al servizio nel secondo, nel terzo e in questo quarto set. Omorui riceve Recchia, poi Ricci ancora una volta per Nemeth, sporca Alberti, che riesce poi però a mettere subito palla dall'altra parte. Una nuova chance per Perugia, la copertura della diagonale di Ilaria Spirito, rovescia per Usyk e out, però le ragazze di coach Bregoli vanno subito a indicare che quella palla poteva essere toccata e c'è l'autoaccusa da parte della numero 2 Traballi. Allora si gioca, sottolineerei però, tanto fair play questa sera in generale comunque nel campionato. Sì, e si gioca questo quarto set punto a punto, perché entrambe le squadre sanno che è decisivo e bisogna portarlo a casa in un modo o nell'altro per prolungare la sfida o per chiuderla. Ricostruzione complicata per Perugia, ricostruisce invece alla perfezione, come da manuale, la diagonale strettissima di Avery Skinner per la prima volta da un bel po' di tempo, e Chieri a condurre di una sola lunghezza per il momento, ma 5-4, tant'è che potrebbe essere un po' cambiato l'approccio mentale delle padroni di casa dopo le indicazioni nella pausa set, a cui sicuramente coach Bregoli non si sarà risparmiato, diciamo così. Omorui molto teso su Ricci, su Recchia, il suo servizio, e molto teso invece la diagonale con cui risponde a tono Traballi. Continua a martellare da posto 4 Gaia Traballi, che sta giocando forse una delle sue migliori partite della stagione. Fu protagonista comunque anche nel match d'andata, andando in doppia cifra con 10 punti messi a referto. Questa sera però ha già ampiamente superato questa cifra. La schiacciatrice è proprio lei, ma il terzo errore a servizio, la fallosità dai 9 metri arriva proprio nel set, diciamo così, sbagliato per quanto riguarda la Bartoncini e Meci Restauri Perugia. E allora 6-5 Chieri, c'è Sara Alberti nella rotazione. Recchia in ricezione, poi Ricci dietro per Nemeth, il muro di Gray che si è portata dietro la palla, e poi il labiale era abbastanza esplicito da parte della centrale di Chieri su questa sua disattenzione, che permette a Perugia di rimanere lì tutto in parità, 6-6 in avvio di questo quarto set. Bartolini riceve Skinner, un po' spostata Van Halen per Usyk, che riesce però a imbucare il pallone tra il muro di Ungureanu e la rete.
Brava Lucille Gichel, ma male il muro di Perugia in questa situazione, non ben posizionato. Ungureanu lascia un po' troppo spazio fra sé e la rete, forse con un po' di paura per una eventuale invasione. Vanale al servizio, Recchia intercetta in ricezione, poi Ricci ancora una volta per la rumena che appoggia invece il pallonetto coperto dalla stessa Vanale, e allora Spirito a servire Avery Skinner e rimane corto, voleva tentare il pallonetto in zona 3 che era un'ottima lettura, ma la statunitense rimane il pallone un po' incollato. Il classico braccino, quando sei lì non sai se puntare forte dritto per dritto alle mani del muro e sperare in un money out, oppure se fare il pallonetto, e questa palla le è rimasta a metà. Van Halen, Avery Skinner, Ungureanu che si ritrova la palla praticamente addosso, un pallone a fil di rete, un regalo che Gaia Traballi ha fatto a un'espertissima Anna Gray su questi palloni. Qui invece Lucille Gichel, ti correggo, è andata lei a mettere le manone dall'altra parte con un bellissimo ingresso a muro. Era leggermente in ritardo Anna Gray e la palla invece è arrivata dalle parti della francese, che non si è lasciata sfuggire questa occasione. Ricci col bugger per Ungureanu, coperto però a fondo campo da Skinner. Allora Spirito per ingaggiare Love, Tomo Rui che si ritrova una stampatona da parte del muro, che questa volta invece funziona molto bene per Perugia e permette così alle ospiti di rimanere lì, tutto in equilibrio, 8-8. Con Anastasia Cekulev che ha messo giù questo bellissimo muro, 59 per lei nella regular season, quindi un fondamentale che conosce bene e che sa far bene. Ungureanu si autosabota subito dai 9 metri, poteva fare di nuovo malissimo, invece il quarto addirittura errore al servizio per la formazione ospite, che mai così fallosa non era stata nei set precedenti, e qua potrebbe essere un po' un vantaggio. Gray intanto mette un po' in difficoltà Ungureanu proprio nella ricezione, Traballi appoggia, la copertura però del muro c'è da parte di Van Halen, Gichel a tutto braccio, confermano, sì, Cekulev fa subito segno di sì, che ha intercettato lei con la sua falangetta l'attacco di Gichel, che porta il doppio vantaggio della Reale Mutua Fenerachieri 76 18 e Anna Gray intanto nella fase di servizio, e direi che trova la riga e servizio out, mi sembrava in di pochissimo forse out. Bregoli non ha chiamato il check in questa occasione, chissà, ci rimarrà per sempre il dubbio purtroppo. Riceve Skinner, poi Van Halen per Love, Tomo Rui si è difesa praticamente in questo caso. Annette Nemeth non è che ha tentato la difesa, si è proprio difesa perché era un missile quello della giocatrice lodigiana. Devo dire che in realtà le panchine hanno tutti i metodi per andare a rivedere quel gioco, evidentemente c'era la certezza, anche se più persone sembravano di avviso diverso come noi, che quella palla potesse essere in. Ad ogni modo il +2 è mantenuto, 11-9, solo spostato un po' in avanti quando siamo a metà di questo quarto, è fondamentale set nell'economia di questa partita. Il money out lo conquista Gaia Traballi. Gaia Traballi sempre micidiale, da posto 4 qualcosa combina, o un pallonetto, una diagonale vincente, o in questo caso anche un money out. Ricci per il servizio di Perugia, va a cercare Avery Skinner, Van Halen per Gichel, questa volta ci sono di nuovo le mani del muro a dar fastidio perché l'attacco era out. Si salvano sempre abbastanza così ultimamente Chieri, non per la precisione dell'attacco in campo, ma perché riescono a trovare sempre il muro avversario sulla traiettoria. Tanto Omorui, mantenendo questo +2 risicato, Chieri va al servizio. Ungureanu, Ricci ricostruisce con il primo tempo di Benedetta Bartolini, un primo tempo vincente. Bravissima Bartolini, entra bene, veloce, ma ottima l'assistenza della numero 8 Ricci, che ha servito un bel pallone alla sua centrale. In qualche modo ci stava anche riuscendo a tenerla viva quella palla Chieri, ma il flipper non è stato fortunato per le bianco-blu. Traballi dai 9 metri, Omorui, palla però già dall'altra parte, e qui Ungureanu può solo sfogare tutta la sua verve e capacità agonistica in questo
rigore servitole che porta il set di nuovo in parità. Il +2 recuperato da parte dei ragazzi di coach Giovi, e dunque un 12-12 in questo quarto set con Perugia sempre avanti 2-1. Qui gli straordinari in ricezione su filo del Taraflex di Spirito, e poi c'è il muro sull'attacco di Gichel che restituisce perfettamente nella zona rosa del Taraflex. Tutto questo ci dice che in un attimo Chieri dal +2 è passata al -1 e giustamente coach Bregoli deve ricorrere al primo time out discrezionale di questo parziale di gioco. Sì, per un break di 3 punti per Perugia, con Chieri che di nuovo fa vedere i suoi limiti e fa vedere che ogni tanto appunto si spegne la luce e si lascia troppo spazio alle avversarie. Una Gichel che avrei detto on fire, poi questa stampata che si è presa, anche un po' colpevole Omorui che non è stata reattiva, non ha intuito che quel pallone poteva arrivare nella zona lì dietro la sua compagna e non era pronta a difendere, a tenere rigiocabile, tenere vivo quel pallone. Perugia dalla sua parte sta giocando come se fosse l'ultima partita, giustamente come se non ci fosse nulla da perdere, ed è anche un po' così perché le ragazze di coach Giovi vogliono provare a regalarsi un'impresa che sarebbe storica per le Black Angels. Si parte dal +1 di Perugia dal servizio di Travalli, che però annulla subito tutto. È il quinto errore a servizio, il quinto regalo che di fatto permette dunque a Chieri di rimanere lì con i soli 2 errori commessi sino adesso. 13-13 a metà del set, è davvero tutto in parità per quanto riguarda le due formazioni. Servizio di Alberti dall'altra parte, Recchia però riesce a intercettare questa chance non sfruttata. Ungureanu a tutto braccio, la palla già di nuovo dall'altra parte, deve solo governare il fatto che sia out, la battezza giusta, aveva provato in qualche modo Sara Alberti a tenere vivo il pallone. Mamma mia, Adelina Ungureanu ha un destro veramente violentissimo questa sera, davvero sugli scudi. Solo per 6 punti all'andata per lei, ma questa sera sta veramente mettendo a ferro a fuoco la difesa di Chieri. Bartolini al servizio su Skinner, poi deve spostarsi tantissimo Vanale che prova comunque a servire la francese. Il tuffo in salvataggio di Travalli, Ungureanu che deve regalare però una free ball questa volta. Van Halen per Avery Skinner, e qui non deve trattenere il braccio e fa bene la statunitense se si vuole rimanere lì. 14-14. Sempre sul filo, sempre punto a punto questo set, sta andando avanti così dall'inizio praticamente e siamo ancora qua, arrivati a metà a godercelo. Van Halen, la ricezione di Recchia, l'attacco di Nemeth, palla che si impenna, ha provato Loveto Morui, è mancato quei pochi centimetri per provare il muro difesa ottimale. Sempre Perugia, sempre avanti di uno. Adesso in questa fase conquista sempre la formazione ospite il piccolo vantaggio, che poi viene subito annullato dalle padroni di casa che stanno rendendo forse si è abbassato il livello, mi viene da dire, più che Chieri rimane lì, è perché il livello, non l'intensità, ma il livello si è leggermente abbassato rispetto al set precedente. Chieri riesce comunque a rimanere lì, Chieri sa che deve rimanere lì per provare a conquistare davvero il tutto. L'errore al servizio numero 6 intanto, e Chieri continua a ringraziare perché di questi 15 punti 6 arrivano dai 9 metri avversari. Sì, ed è manna dal cielo per Chieri che non sta giocando la sua miglior pallavolo stagionale questa sera, ma Perugia si sta autosabotando da sola dai 9 metri. Ricci Ungureanu non può spingere, l'autocopertura dopo il muro di Gichel, a tutto braccio invece Loveto Morui tenuto da Recchia. Ungureanu dall'altra parte, c'è Nemeth, la diagonale che trova lo spazio, tutto quello rosa, tutto quello valido. Sì, non ci hanno creduto né Gichel né mi sembra Omorui, che erano lì per difendere. Intanto entra Rolando per la ricezione e non ci hanno creduto, l'hanno battezzata fuori, invece quella palla era ampiamente dentro. E guarda chi c'è dai 9 metri per Perugia, e però questa è la terza credo volta di fila che anziché poter sfruttare la sua cattiveria, il suo attacco dai 9 metri, perché nel caso di Anderino Ungureanu io lo definirei proprio così come nella Superlega Credem maschile, ed è ancora parità. Allora 16-16, ci stiamo però spostando sempre più avanti, sempre più nella fase finale di questo quarto decisivo set. Il servizio stavolta di Chieri per Anna Gray, poi Ricci, l'attacco di Cekulev che dice
che qualcuno ha toccato, ma dice di chiedere il check Sara Alberti perché è convinta che non ci sia stato il tocco da parte sua. Devo dire che sì, qui ha prevalso il fair play, quindi se ne è abbastanza convinta, o è uno di quei tocchi veramente impercettibili. Non ho percepito grandi variazioni di traiettorie, quindi più che l'occhio elettronico non possiamo affidarci che a quello per andare a ricostruire l'azione. Qui erano pronti tutti e due i coach da una parte e dall'altra con la mano già pronta per il check, si attendeva solo la decisione dell'arbitro per dire punto da una parte o punto dall'altra e viceversa. Uno dei due coach il check l'avrebbe sicuramente chiamato su questo tocco a muro. Andiamo a vedere la sensazione, viene confermata quella che aveva detto Sara Alberti, io non l'ho toccata, e quindi 17-16, torna avanti di 1 adesso, questa volta le padrone di casa, adesso spinte anche dal proprio pubblico casalingo chiaramente. Sale il Palafenera che ne ha bisogno, le ragazze in campo, dell'incitamento del pubblico. Ricci un po' staccata per alzata Traballi dall'altra parte, che però non ci sta e continua a cecchinare quella parte con la sua diagonale praticamente quasi sempre perfetta da posto 4. Mamma mia, tra Ungureanu, Traballi, Nemeth stanno veramente attaccando alla grande questa sera, mettendo giù un sacco di palloni e sbagliando anche poco. Servizio di Cekulev, riceve Omorui, poi una mano, Van Halen, e trova a una mano anche Lovev Omorui, una parte del campo valida, beffa Cekulev, una maniera forse non pensata, non studiata e nemmeno troppo attesa. No, qui possiamo dire che la fortuna aiuta gli audaci, perché Omorui ci ha creduto fino all'ultimo, come anche Van Halen che le ha dato quella palla, ma la difesa di Perugia completamente in bambola in questo caso. Gichel su Ungureanu, poi di gran carriera Nemeth, c'è stato un freeze di tutto il campo e anche degli spalti per capire se quella palla dopo il muro sarebbe ricaduta in out, è out ed è il 18° punto, quello che serve a Perugia per rimanere di nuovo lì, tutto in perfetta parità. La fortuna in questo caso sorride a Perugia con Nemeth che trova il rimpallo giusto del muro, e intanto c'era un attimo di pausa chiesta da appunto la numero 15 opposta di Perugia, che si stava sistemando la coda, l'arbitro non aveva dato il via e si rigioca a questo punto. Riceve Omorui la palla dall'altra parte, nell'1-1 per un'altra volta la meglio Van Halen, nonostante la presenza a rete delle centrali opposte. 19-18 e intanto si richiude il cambio con il ritorno negli 81 metri quadri di Chieri di Avery Skinner. Signor Marconi si era un attimo distratto, stava guardando il campo di Perugia per verificare la correttezza della formazione, non si è accorto che stavano facendo il cambio Skinner e Rolando. Servizio di Omorui su Recchia, poi Nemeth praticamente senza rincorsa, coperto però dalla stessa Omorui a fondo campo, ci si affida a Gichel, la sua diagonale aveva provato a tenerla questa volta Ungureanu, ma spara lontano, lontanissimo. 20-18, e come arriva il doppio vantaggio di Chieri, interviene subito coach Giovi, che aveva addirittura tutti e due ancora i time out a discrezione da chiamare per dare qualche indicazione tecnico-tattica e farà anche un attimo rifiatare le proprie ragazze. Sì, perché siamo nella fase decisiva di questo quarto set e Chieri adesso sembrava aver preso un buon ritmo e a voler imprimere l'accelerata decisiva per chiudere i giochi. Chissà che questo time out di coach Giovi non porti beneficio alle sue ragazze, alle rossonere perugine, o se Chieri invece riuscirà a uscire da questo time out con la stessa grinta, la stessa cattiveria fatta vedere negli ultimi punti, e quindi andare a chiudere questa contesa. Lasciami dire che sicuramente l'ingresso di Omorui ha dato qualche cosina in più alle ragazze di coach Bregoli. Con Bausch questa sera sembrata un po' spenta rispetto alle ultime uscite. E proprio dal servizio di Lovev Omorui si riparte, va a cercare Recchia, Ricci si affida a Traballi, Spirito dall'altra parte, c'è però appostata ancora una volta Recchia, che questa sera sta dimostrandosi grande libero. Traballi è la prima a dire non è vero, la palla è out, non l'hanno toccata, è out il nostro attacco. Ha ragione il signor Santoro dall'alto del suo seggiolone. È un +3 adesso nella fase cruciale. Perugia sembra traballare leggermente nonostante la grande tenuta dei set precedenti. Omorui riesce anche a mettere questa volta con una palla che si spegne subito davanti
a Adelina Ungureanu il servizio vincente, 22-18, addirittura 4 lunghezze di vantaggio. Ricorre alla panchina, fuori Adelina Ungureanu, dentro con il numero 16 Beatrice Gardini. Cambio di schiacciatrici dunque per la formazione umbra. Sembra strano perché comunque Ungureanu stava ricevendo bene. Adesso vediamo se prosegue il turno a servizio di Omorui, che va proprio dalla neo entrata, e poi qui il rigore. Riservitegliene altre 100 di questi palloni Avery Skinner, non li sbaglierà mai, ma questo è riuscito a sbagliarlo. No, veramente mi sto mettendo le mani nei capelli perché questa è clamorosa, una giocatrice del suo livello. Questo è un errore da matita rossissima. Tanto Travaglia allora approfitta del cambio palla per andare al servizio, spizzica al netto superiore, poi ci arriva Sara Alberti e poi deve subito riscattarsi, e qui sarebbe stato palese che Van Halen l'avrebbe data a Avery Skinner per un riscatto morale oltre che di tabellone. Sì, brava lei, perché un errore come quello precedente può veramente tagliarti le gambe oltre che il morale e la testa, ma lei si è ripresa alla grande subito. E time out coach Giovi, perché adesso i punti sono decisivi e Chieri è a un passo da conquistare la finale di questi playoff di Challenge Cup. È a un passo davvero, o meglio a 2 passi, i 2 punti che le mancano per chiudere, a meno che non si vada ai vantaggi chiaramente in questo quarto parziale, però ipoteticamente adesso sono 2. Intanto l'assistente allenatore prende da parte Skinner, mentre invece ci sono indicazioni molto precise da parte di coach Bregoli alla sua regista e a Gichel, primo terminale evidentemente insieme a Avery Skinner, che l'olandese potrà utilizzare. Saranno state indicazioni sicuramente importanti anche per quanto riguarda coach Giovi. Ricordiamo, grande esperienza per lui, prima da libero come giocatore, per citare un bronzo a Londra 2012 e 2 argenti agli europei 2011-2013 e 2 bronze alla World League 2013-14 e loro ai giochi del Mediterraneo nel 2009, poi però una grande carriera anche dal punto di vista di allenatore. Appoggia Nemeth non convinta, corre Gichel, deve regalare però la free ball Van Halen, Recchia, poi Ricci che avrà la chance di sfruttare ancora una volta l'ungherese con il money out, torna subito vincente Perugia. E qui fa un po' mea culpa Anna Gray perché era colpevolmente in ritardo sulla chiusura di questo muro. Si gioca ancora, sempre avanti Chieri, più 3, e adesso Bartolini al servizio. Sull'Ove Tomorui che svassoia questo bagheraccio dall'altra parte, 23-22, hanno dimezzato lo svantaggio e allora si va e ci si ferma sulla panchina della Reale Mutua Fenera Chieri 76, perché il più 4 sembrava sufficientemente, no, però abbondantemente, diciamo così, un vantaggio in questa fase, e invece Perugia ha dimostrato ancora una volta la tenuta mentale alla ripresa dopo quel time out chiamato proprio da coach Giovi per provare a riportarsi subito sotto, e lo fa proseguendo col servizio della numero 11 Benedetta Bartolini. Omorui questa volta in ginocchio per essere sicuro di darla bene a Van Halen, la quale non ha che da scegliere e sceglie in questo caso Avery Skinner. 24-21, 3 palle 7, che è vero che sì, sono palle 7 perché poi comunque sia la partita non finisce dopo eventualmente la vittoria di questo set di Chieri, ma che per Chieri vale quasi come un match point. Serve Van Halen e dell'errore al servizio numero 3, era da tantissimo, da inizio set che non ne commetteva, arriva proprio adesso a non trovare la parte rosa. Intanto c'è un cambio, l'avevamo visto anche nella fase finale del set precedente, dentro con il numero 18 Rachele Rastelli su Irene Maria Ricci. Ovviamente si va a sfruttare di nuovo 192 cm per alzare un po' il muro di Perugia. Servizio che sarà di Perugia per Nemeth su Omorui, molto staccato, deve intervenire allora Spirito, il bagherone dall'altra parte per Avery Skinner e Recchia che non tiene. 2 su 2 sul finale, determinante la giocatrice a stelle e strisce per chiudere questo quarto set 25-23. È vero, come dicevamo, che un 2-2, ma era il secondo set che serviva a Chieri per passare il turno definitivamente, a prescindere da come si risolverà adesso questo tie break che noi continueremo a raccontarvi nelle emozioni di questa gara 2
del secondo turno dei playoff di Challenge, perché Chieri salterà dunque quello che è definito il turno di semifinale di mercoledì pomeriggio, e adesso cercheremo di scoprire chi saranno le due protagoniste mercoledì sera, quindi Chieri attende di scoprire poi l'esito sabato sera qua al Palafenera di Chieri. Si giocherà dunque la finalissima, quella che assegnerà e decreterà quale sarà la quinta squadra nella prossima stagione a rappresentare l'Italia in Challenge Cup, a rappresentare in Europa. Vediamo se arrivano i risultati in diretta dagli altri campi, dove Pinerolo ha sbancato il campo della UBA Busto Arsizio vincendo 3-2, 16-14 al tiebreak per le Pinelle, mentre Vallefoglia ha vinto più nettamente il suo tiebreak 15-9, quindi Vallefoglia 3, Bergamo 2, Pinerolo 3, Busto Arsizio 2, e quindi adesso la questione è la seguente, cioè c'è Busto e Vallefoglia che si giocheranno... No, Pinerolo. Scusa, Pinerolo, sì, scusami. Pinerolo che vince 3-2, 3-2 e quindi passa, e dall'altra parte 3-0, 3-2 Vallefoglia, quindi mercoledì sera la semifinale che potrete sempre seguire sui nostri canali, Pinerolo Vallefoglia. La vincitrice affronterà Chieri sabato sera qui al Palafenera e ci si giocherà appunto la possibilità di andare in Challenge Cup il prossimo anno, senza dimenticarsi però che nelle ultime due stagioni noi abbiamo avuto due rappresentanti italiane nella Challenge Cup. L'anno scorso era stata Casalmaggiore, eliminata poi, e quest'anno era Roma, e con la Websa Cup che ha in realtà scoperto, diciamo così, Chieri 3 stagioni fa, quando è riuscita a rientrarci per la prima volta, avremmo in teoria di nuovo come movimento italiano la possibilità di avere una seconda squadra, quindi in realtà al di là di chi vincerà sabato sera potrebbe esserci poi a settembre quest'altra possibilità perché no, per rivivere come quest'anno una finale tutta con un tricolore tra Chieri e Roma. Vedremo se qualche squadra italiana parteciperà a questa competizione, perché è una competizione tra l'altro che è, tra virgolette, facoltativa, potremmo dire così, perché Roma ci ha partecipato la scorsa estate, diciamo a settembre, e è andata addirittura a vincerla questa Challenge Cup, partendo proprio dalla Webza Cup, quindi proprio da come Chieri 3 anni fa, come Chieri 3 anni fa, uguale. Esatto, come Chieri che tra il 2022 e il 2023 ha vinto la sua prima competizione europea, la Challenge Cup, e adesso andrà per il quarto anno consecutivo a giocare una Coppa Europea, la squadra di casa, e adesso si gioca per, diciamo, anche la bellezza dello sport, le statistiche, questo tie break questa sera, che è abbastanza ininfluente ma che può regalarci ancora delle emozioni. Coach Giovi mette mano ampiamente alla panchina, perché entrano col numero 7 Carolina Pecorari, alla sua prima stagione, un ex Pinerolo e anche un ex San Giovanni Marignano che, come hai detto bene, ha conquistato la promozione diretta in A1 in questa stagione. La numero 18 Rachele Rastelli, che abbiamo solo visto per degli spezzoni, entra dal primo punto, anche lei alla sua prima stagione a Perugia, ed entra anche la seconda palleggiatrice, la peruviana Ancantempegna, per dare un po' di ricambio a Ricci, e al servizio la numero 16 Beatrice Gardini. Si apre così dunque il tie break, ricordiamo si vince ai 15, subito errore, prosegue nella striscia assolutamente negativa dei 7 errori a servizio del set precedente Perugia, da qui riparte concedendo così il primo punto a Chieri, che manda invece la propria centrale Anna Gray dai 9 metri su Gardini, poi Ancante per l'attacco, mani out vincente, se lo giudica Carolina Pecorari, arriva così il primo punto anche per la formazione ospite, che ovviamente vorrà almeno cercare di uscire degnamente da questo campo. Credo che comunque arrivare a giocarsela al tie break, adesso comunque al quarto set, non si possa dire che Perugia non abbia tenuto testa altissima in questa sfida. E poi l'attacco di Gichel
Erano comunque la sfida fra la quinta e la decima in classifica della regular season. Perugia aveva finito con 25 punti, frutto di 9 vittorie, 18 sconfitte. Chieri aveva chiuso quinta con 43 punti, 16 vittorie, 10 sconfitte. Quindi direi che Perugia ha dimostrato, come aveva già dimostrato anche durante la stagione, di potersi davvero giocare. Pecorari il bagherone, Recchia dovrà semplicemente mettere la free ball dall'altra parte, ricostruisce allora Van Halen con il primo tempo di Sara Alberti, 3-1. Una tenuta mentale che forse adesso è leggermente più ad appannaggio di una Chieri che si è svuotata mentalmente nell'aver conquistato la finale di questi playoff challenge. Chieri prosegue il servizio e di Lucy Gichel, anche per lei abbonata ormai agli errori dai 9 metri. La stagione non può che continuare con questo leitmotiv degli errori al servizio della opposta numero 13 di Chieri. Servizio di Perugia con Rastelli, riceve Omorui, poi Van Halen, proprio per la stessa Omorui che gioca forzatamente sulle mani del muro di Grica e Ancante e ha la meglio. Omorui ha fatto un buon ingresso in campo, ha commesso qualche errorino ma non sono stati poi fondamentali, invece il suo apporto sia a livello offensivo che di difesa credo sia stato molto importante rispetto a Nanne Bausch che questa sera era un po' spenta. Mancante per l'attacco tenuto vivo in qualche modo da Spirito, poi il pancake di Recchia, adesso deve ricostruire però l'azione e sceglie invece di mettere palla dall'altra parte. Van Halen invece ha una certezza in mente, c'era soprattutto in prima linea, ed è Sara Alberti la centrale vicina a sé da sfruttare ancora una volta per il +3 della Reale Mutua Fenera Chieri 76. Gioca una flashata clamorosa, una 7 velocissima e con una palla che si alza di pochissimo sopra il nastro da parte di Van Halen, grande Sara Alberti. Per proseguire dunque da 9 metri Loveto Omorui, prova a mettere un po' di difficoltà a Recchia, Grica con la FAS tenuta viva, Gichel non si fida, ovviamente è sempre un po' rischioso andare così a ridosso dei LED luminosi a bordo campo, e allora il punto per Perugia, numero 3. Ma che partita di Recchia, numero 10, libero di Perugia, sta giocando grandi set, a parte il primo dove si era un po' persa forse perché doveva carburare ancora un po', ma ha giocato una gran partita da titolare questa sera. Riceve Spirito Van Halen per Avery Skinner che gioca sulle mani più esterne, si autoaccusa in qualche modo Ancante, mani out vincente per la statunitense, artefice della chiusura del set e il passaggio di fase precedente. Coach Bregoli non ha messo mano alla panchina, nonostante un tiebreak ininfluente. Io personalmente avrei dato una chance alle seconde linee di farsi vedere, di mettersi in mostra, di mettere qualche punto nelle gambe e nelle mani e risparmiare qualche punto alle titolarissime che comunque sono in campo e che comunque stanno giocando sempre e comunque in campo. Diciamo che in realtà la panchina di Chieri si è un po' assottigliata soprattutto per quanto riguarda il reparto delle centrali, quindi sicuramente Alberti e Gray sono un po' forzate in campo. Bausch non era ottimale, in realtà metà partita l'ha fatta, l'altra metà fa giocare Loveto Omorui. Credo che la scelta sia di proseguire così, nonostante questo errore in difesa proprio di Loveto Omorui a fondo campo che permette a Perugia di portarsi fin sul -1. 6-5 ancora avanti Chieri. Sarebbe stato anche carino vedere in campo un po' di più Guiducci, che è stata utilizzata durante la stagione soprattutto nei primi turni di Challenge Cup, però forse avrebbe meritato qualche punto in più questa sera anche davanti al pubblico del Palafenera, anche Antuli, ma anche magari una chance all'Argentina. Martina Bednarek poteva essere concessa. Intanto c'è l'Ace di Grica che passa proprio sotto il naso di Avery Skinner, quindi non so, è stata una scelta un po' così, vuole magari compattare il gruppo in vista della finale di questo playoff challenge. Sulla parità 6-6 ancora il servizio Grica, poi l'attacco di Avery Skinner, il muro che devia, ovviamente non può più fare nulla da quella posizione. Rastelli torna avanti di 1 immediatamente. Chieri che non ci sta evidentemente, soprattutto in un set corto come quello del tie break, lasciare punti per strada. Van Halen intanto riceve indicazioni per il suo di servizio su Recchia, Ancante con il bagger per Rastelli tenuto vivo da Omorui. Poi Van Halen a fondo campo, c'è la copertura ancora una volta di
Recchia e poi Spirito, e qui è una sfida veramente tra liberi questa sera, in cui sono rari gli errori come in questo caso di Stefania Recchia, ma che come dicevi tu si sarebbe guadagnata davvero la pagnotta questa sera, e si va così al cambio di campo. 8-6, doppio vantaggio per quanto riguarda Chieri. Botta e risposta da Recchia a Spirito. Grande sfida di liberi questa sera, nonostante la numero 10 di Perugia sia stata utilizzata col contagocce nel corso della stagione. Questa sera ha risposto presente e anche in maniera, direi, molto convincente, a parte appunto un primo set dove ha dovuto forse un po' carburare, un po' trovare la sua dimensione, la sua posizione. È cresciuta costantemente nel corso dei set ed è diventata davvero preziosa sia in ricezione ma soprattutto con delle difese davvero estreme e vincenti. Solo cambio di campo, non ci si ferma, si prosegue. 8-6 Chieri col servizio di Van Halen, l'attacco a tutto braccio di Gardini tenuto da Loveto Morui, poi si serve ancora una volta dietro per Lucille Gichel e la palla che si imbuca nel muro avversario per il +3 a questo punto delle padrone di casa. Ma è Cekulaev che è troppo distante, troppo staccata dalla rete, la palla si infila proprio lì. Prosegue Van Halen, va a cercare Gardini, poi Ancante dietro per la tedesca, che tra l'altro stavo pensando, ricordiamo che abbiamo detto coach Bregoli va sulla panchina del Sassi Basi, ma ha preso in testimone anche sulla panchina della nazionale tedesca. Si ritrova due fiordi centrali per fra Cekulaev e una certa Camilla Weitz, il volto noto a Chieri. Potrebbe avere una bella linea di un bel reparto di centrali a disposizione quest'estate. Attacco di Gardini, un pallonetto coperto però da Skinner, poi da seconda linea prova a inserirsi Omurui non forzato e invece arriva il muro sull'attacco di Gardini. Scambi intensi comunque, anche se alla fine continua ad avere la meglio sempre Chieri. Ma comunque ci prova fino all'ultimo Perugia, le Black Angels non mollano, anche se il sestetto è rimaneggiato. Ci tengono a far bella figura, ci tengono a farsi vedere queste ragazze. Ricezione abbondante che non gestisce al meglio Gray, in qualche modo Van Halen prova a rendergliela giocabile a una mano, arriva poi però il muro. Un fondamentale che è mancato credo un po' tanto dall'una e dall'altra parte, quando intanto si inserisce coach Giovi per fermare sull'11-7 con il time out. Questa volta ha funzionato invece il muro di Lucille Gichel, dunque di Chieri. Sì, coach Giovi va a catechizzare un attimo le sue giocatrici. Con un po' più di attenzione potrebbero sicuramente mettere in difficoltà Chieri, anche se sono tutte ragazze che hanno giocato poco nel corso della stagione, nel corso della regular season, hanno trovato poco spazio, ma in realtà Coach Giovi ha deciso di darle un'occasione per mettersi in luce, per mettersi in mostra. Adesso Chieri invece vuole chiudere la questione davanti al proprio pubblico e non portare a casa quella che sarebbe la seconda sconfitta stagionale qua al Palafenera contro Perugia, perché anche in regular season le Black Angels avevano sbancato il Palafenera 3-1. Serve Skinner, tesa sopra la rete, appoggia Cekulaev, coperto da Ilaria Spirito, prova a mettere a fondo campo un po' di disordine Loveto Omurui, a tutto braccio invece risponde l'attacco di Beatrice Gardini, che trova anche, Rastelli, che trova l'attacco vincente sul muro, non ben posizionato con gli avambracci per quanto riguarda Chieri. Ed invece è proprio Gardini che si porta al servizio per le Black Angels. Insidiosa, palla out, per non sapere né leggere né scrivere io farei come coach Giovi, che si gioca proprio in questo momento la C con le dita del video check, perché in effetti Ilaria Spirito si è spostata, non aveva una grande deformazione perché non era molto tesa questo pallone, però magari la linea bianca potrebbe anche averla pizzicata, e allora si va a vedere subito rapidissimi con le immagini con il signor Schirru, il video cecchista. Adesso si chiede ovviamente di mettere in onda sia in grafica che anche sul maxi schermo, e alla fine non arriva sul maxi schermo del Palafenera, ma arriva comunque la conferma
era un errore al servizio, secondo, palla out, allora aveva ragione fin dalla prima valutazione il signor Santoro. 12-8 più 4, ma soprattutto un -3 per Chieri, adesso incitato anche dal pubblico di casa. Riceve Recchia, poi Ancante, Pegna per l'attacco di Pecorari che non si sta minimamente trattenendo. Queste sono ragazze che quando gli si dà l'occasione anche in una partita che ormai, come dire, è finita, però l'onore lo si vuole, insomma la faccia la si vuole in qualche modo salvare. È giusto così, è giusto che si giochi fino alla fine, fino all'ultimo punto, fino all'ultimo pallone. Servizio di Cekulaev, riceve Skinner, poi Van Halen dietro per Lucy Gichel, l'impatto sul muro di Alexandra Grica è abbondante, 13-9. Non si chiude bene il muro, ma qua un pochino in ritardo Grica, ma Pecorari anche qua troppo vicina alla stina, tanto quel pallone non può passare lì, la palla era molto esterna, bisogna stare più dentro il campo col muro. Serve Gichel, Ancante Pegna che va a scegliere di nuovo Pecorari, la copertura di Omurui da seconda linea. Avery Skinner, poche le pipe, poche quelle vincenti come questa. 14-9, sono 5 palle match, c'è però di nuovo il time out discrezionale che chiama ovviamente coach Giovi, ci sta per dare soprattutto fastidio. Ci ha pensato un attimo e poi ha detto ma sì dai, giochiamoci quest'ultimo time out giusto per rompere un po' il ritmo delle padrone di casa e andarsi a giocare questi ultimi scambi, potenzialmente l'ultimo punto al massimo delle proprie possibilità. Vedremo se riuscirà subito Chieri a chiudere la questione o se si prolungherà ulteriormente la sfida. Tanto da 9 metri questo primo di 5 match point lo gioca Lucille Gichel. Ricezione di Gardini, poi l'attacco di Pecorari che porta a casa ancora un punto dopo aver bucato il muro, e anche la difesa. 10° punto allora per Perugia che davvero non ci sta. Le ha fatte tutte con questo attacco Pecorari, perché ha toccato sia le mani del muro sia poi la difesa ha sporcato questo pallone, quindi impossibile che non andasse a trovare questo punto. Rastelli, il servizio, riceve Skinner e il primo tempo qui era una 7, insomma era bassissimo, era difficilissimo da gestire da Sara Alberti, infatti il suo pallone si ferma a metà della rete. Secondo punto consecutivo, quel 14-9 diventa un 14-11 intanto, con ancora il numero 18 l'opposta Rastelli al servizio, sempre a cercare la statunitense, poi lo vedo Omurui, poi la linea di bordo campo, lo scambio, il tie break, 15-11 il match e il passaggio di turno. Se l'è sudata in qualche modo la Reale Mutua Fenera Chieri 76 a volte, e penso soprattutto al secondo e al terzo set, auto complicandosi la vita, nonostante una Perugia che è arrivata qui con i coltelli tra i denti, li ha tenuti fino a 2 punti, diciamo, del set precedente, quando Chieri aveva agguantato 3 palle set e ha saputo difendere una stagione che comunque sia è stata una grande stagione per le ragazze di coach Giovi, che possono assolutamente uscire a testa alta, anche se qui stasera non c'è il pubblico di Perugia venuto a sostenere, sicuramente le ha sostenute a distanza come ha sempre fatto al Palabartolo nelle altre partite. Credo proprio che sì, qualche rimpianto, qualche rimorso da parte di Perugia, ma abbiano fatto davvero una bella stagione che potranno proseguire, avendo confermato comunque la 10ª posizione anche per la stagione 2025-2026 di nuovo nella massima serie, e vedremo come e da chi ricostruirà e da chi ripartirà, così come ricostruirà Chieri, che però a questo punto salta il turno di mercoledì sera. Ricordiamo, la sfida sarà fra Pinerolo e Vallefoglia per decretare chi sabato prossimo qui al Palafenera affronterà proprio le padrone di casa, le Collinare, per quel posto in Challenge Cup della prossima stagione. Ultime considerazioni Matteo e poi andiamo in chiusura. Ricordiamo, non ci sono le interviste post partita. Sono totalmente d'accordo con la tua analisi, sottoscrivo tutto. Perugia ha fatto una grande stagione conquistando la salvezza da neopromossa, perché l'anno scorso ha vinto e conquistato la promozione dalla A2, ha vinto anche la Coppa Italia di A2, quindi arrivava qua nella A1, nel pallavolo delle grandi, da neopromossa. Ha fatto una bellissima stagione, non si chiedeva a questa squadra, come ho già detto in precedenza, di andare ai playoff, ma si chiedeva di giocare una bella stagione, di arrivare alla salvezza alla fine.
La salvezza è arrivata anche con anticipo, non rimanendo invischiata nella lotta per non retrocedere fino all'ultima giornata, come invece hanno fatto Roma e Firenze, che si sono giocate la salvezza proprio agli ultimi punti. Invece Chieri va a prendersi ovviamente il saluto del Palafenera. Credo che per Chieri questo fosse l'obiettivo minimo sindacabile, cioè arrivare a giocarsi la finale per andare anche il prossimo anno a giocarsi una Coppa Europea, e adesso sta tutto a queste giocatrici in questa che potrebbe essere appunto per molte di loro l'ultimo ballo dell'Last Dance. Col cambio in panchina ci sarà sicuramente un po' di rivoluzione nella prossima stagione. E allora proseguite insieme a noi a godervi tutte le emozioni che ancora questi ultimi giorni, le ultime giornate tra playoff challenge e playoff scudetto, la Golden Age può regalarvi. Da Gabriele Giovine e da Matteo Caudana, una buona serata e buona pallavolo a tutti voi.